Ascoltatori, da Giulio Cainarca, ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa per il nuovo Fantastico 2015. È lunedì 5 gennaio e vediamo le prime pagine dei quotidiani, partendo peraltro invece dalla prima pagina dell'ANSA, perché è stata data la notizia poco fa dall'agenzia ANSA, appunto, della morte di Pino Danieli, il cantautore napoletano. È morto a 59 anni, stroncato da un infarto nella notte, scrive l'agenzia ANSA, aprendo la sua prima pagina stamani. Per quanto concerne invece i quotidiani, diamo uno sguardo rapido agli argomenti di primo piano e poi vediamo, come al solito, di approfondire, perché così si fa solitamente in questa rassegna stampa che, anno nuovo, anno vecchio, tira innanzi. Corriere della Sera apre la sua prima pagina con i reati fiscali e la marcia indietro del governo, che fa marcia indietro giusto appunto sulla norma Salva Berlusconi, così è stata ribattezzata su richiesta di Renzi. Il decreto fiscale che conteneva la cosiddetta norma Salva Berlusconi torna in Consiglio dei Ministri. Salva Berlusconi perché? Perché il decreto conteneva una norma la quale stabiliva che c'è una soglia del 3% di evasione rispetto all'imponibile, rispetto alla quale, al di sotto della quale, sotto la soglia del 3%, il reato non sarebbe punibile. Secondo alcune interpretazioni, scrive il Corriere della Sera in prima pagina, questa norma avrebbe cancellato la condanna al leader di Forza Italia, Berlusconi, per frode fiscale. Opposizioni e minoranza del PD attaccano il Premier. Furbizia o solo ignoranza? Si domanda il cronista giudiziario del Corriere della Sera Luigi Ferrarella. Troppe leggi sono orfane e troppe norme sono sparite. Tutte le norme sparite o senza padre, il problema della trasparenza. L'altro argomento di primo piano sul Corriere della Sera e sugli altri quotidiani di oggi: il crollo sulla strada che collega Palermo e Agrigento, in Sicilia, inaugurata 2 settimane fa e realizzata da un consorzio guidato dalla cooperativa rossa CMC di Ravenna. Questo appare molto meno nei titoli, tranne che sul Quotidiano Nazionale. In ogni caso era stato aperto alle auto 2 giorni prima dello scorso Natale, a retto soltanto una settimana. Si tratta del viadotto della statale che va da Palermo ad Agrigento, costato 13 milioni, crollato il 30 dicembre. Scatenando l'ira del premier Matteo Renzi. Chi ha sbagliato pagherà tutto, dice il Presidente del Consiglio. L'ANAS ha fatto sapere di aver subito aperto un'inchiesta. E poi, sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera, la questione dei nuovi cardinali fatti dal Papa, i sorprendenti nuovi cardinali di Papa Francesco, scrive appunto il Corriere, titola anzi in prima pagina il Corriere della Sera. Sorprendenti perché? Perché soltanto uno viene dalla Curia. Dalle isole Tonga alla Nuova Zelanda, dal Myanmar al Vietnam, vengono da tutti gli angoli della terra i nuovi cardinali annunciati all'Angelus da Papa Francesco. 15 elettori in un futuro conclave e 5 che invece non sono elettori, scrive il Corriere nel sommario di prima pagina. Un modo per ribadire il legame inscindibile tra la Chiesa di Roma e le chiese particolari presenti nel mondo, ha sottolineato il pontefice, scrive ancora il Corriere in prima pagina. E sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera, noi europei così sfiniti e sottomessi, Onfray e Hulbeck sul declino della nostra civiltà rispetto all'energia dell'Islam. Il pezzo di Stefano Montefiori, che aveva intervistato Hulbeck, anzi aveva intervistato un altro intellettuale francese di cui abbiamo parlato prima delle feste natalizie, vale a dire l'autore del libro sul suicidio francese, e insieme all'autore del libro sul suicidio francese Montefiori oggi interpella anche Michel Onfray, sempre dalla Francia, uno scrittore francese, anche lui abituale polemista. Non è solo Michel Houellebecq nella visione di un'Europa in cui l'Islam trionfa sull'illuminismo, una visione proposta nel suo nuovo romanzo Sottomissione, del quale pure si era parlato molto in queste settimane. L'analisi dello scrittore francese Houellebecq è condivisa da Michel Onfray, suo connazionale e come lui habitué della polemica culturale. L'Europa è sfinita in un continente morto che oggi è in mano ai mercati e domani forse in mano all'Islam, dice il filosofo Onfray, appunto, intervistato da Stefano Montefiori. Poi vedremo meglio naturalmente anche questa pagina 26 del Corriere della Sera. Intanto, sempre dalla prima pagina del Corriere,
Lucrezia Reiklin è autrice dell'articolo di fondo. Lucrezia Reiklin è figlia di Alfredo Reiklin, ex deputato e dirigente di PC e PDS, e di Luciana Castellina, fondatrice del Manifesto, anch'essa deputata. La Reiklin è economista, ha studiato a New York, a Londra, docente all'Università di Bruxelles, dal 2005 al 2008 direttore generale ricerca alla Banca Centrale Europea di Francoforte, dopodiché professore di economia alla London Business School e consigliera di amministrazione della banca Unicredit e di svariati altri gruppi bancario-assicurativi. Reiklin è autrice dell'articolo su Berlino, la Germania e la Grecia, non processate soltanto i debitori, è il titolo dell'editoriale, che poi magari leggeremo, mentre sempre dal primo piano, ma della cronaca milanese del Corriere della Sera. Allarme sicurezza a Milano, una notte di paura, omicidio e rapina in pieno centro, un'emergenza, un omicidio dopo una rissa tra marocchini in piazza Principessa Clotilde e una rapina con fucile a canne mozze puntato in faccia poche decine di metri più in là, in zona Brera. Una notte di paura e riesplode la polemica sulla sicurezza in centro a Milano. Fucile puntato in faccia, le strappano soldi e orecchini in via Marsala, una coppia affrontata da due banditi fuori dal ristorante, la donna buttata a terra. La banda, scrive il Corriere, potrebbe essere la stessa che aveva già colpito altre 2 volte in un mese. E sempre dal primo piano, ma di Repubblica: io politico leghista non parteciperò al forum anti-gay. A parlare in questo caso è il vicepresidente del Consiglio regionale della Lombardia, il leghista Fabrizio Cecchetti. Gli omosessuali malati, anacronistico e contro ogni tesi medica e scientifica. La presenza del governatore Maroni, lui è libero di partecipare agli incontri che vuole. Il tema del convegno non c'entra nulla con l'Expo, sono per la libertà di ogni individuo. Dire che l'omosessualità è una malattia è assolutamente anacronistico e contro ogni tesi medica e scientifica. Punto e basta, dice Fabrizio Cecchetti a Repubblica. Cecchetti, ricorda Repubblica, in passato si è battuto, tra l'altro, per la distribuzione gratuita dei profilattici contro l'AIDS e per il patrocinio al Milano Pride Week. Oggi prende le distanze dal convegno organizzato da Regione Lombardia sulla famiglia naturale. Così Repubblica nelle pagine di cronaca milanese, nelle quali si parla anche di taglio di 150 milioni in un anno per il personale pubblico di comune, provincia e regione. Con il blocco del turnover i 3 enti locali sono costretti a ridurre drasticamente gli organici, mentre tra scioperi e malattie 2 giorni di assenza per ogni mese per i 16.000 lavoratori comunali. E intanto Pisapia accelera sul via libera alla regolarizzazione del centro sociale Leoncavallo, la delibera sulla permuta di via Vattò con un'altra area presto in consiglio comunale. Restano 4 mesi prima che scada l'accordo con i proprietari dell'edificio. Vediamo però che la prima pagina di Repubblica, anche qui ampio spazio al salva Berlusconi, con il trucchetto del 3%, è il titolo dell'analisi di Gianluigi Pellegrino. Dopo il ripensamento del governo, un atto dovuto, il ripensamento governativo sul provvedimento, il decreto di Natale che torna in Consiglio dei Ministri. Così come è formulato, si trasforma infatti in quel che il Movimento 5 Stelle, ma anche la sinistra PD, definiscono un regalo a Berlusconi. La riforma fiscale sarà modificata per evitare che l'articolo 19 bis del decreto attuativo possa cancellare gli effetti della condanna per frode fiscale di Silvio Berlusconi. Il provvedimento sarà rimandato in Parlamento per l'esame delle commissioni. Il nostro governo, dichiara il premier Matteo Renzi, non fa norme ad personam né contra personam, fa norme che rispondono all'interesse di tutti i cittadini. Il retroscena della cronista giudiziaria di Repubblica Liana Milella, la caccia alla manina che ha scritto il testo. Chi avrà scritto il testo? Pro Berlusconi, Palazzo Chigi contro Ministero del Tesoro. Ministero del Tesoro contro Palazzo Chigi, Renzi accusa il Ministero dell'Economia e viceversa. Si mormorano i nomi dei possibili colpevoli: il sottosegretario Casero, Lotti, sottosegretario di Renzi, la Manzione, l'ex capa dei Vigili di Firenze che è diventata altissima dirigente di Palazzo Chigi. Tutti negano, il giallo si infittisce, la norma salva Silvio è tuttora lì. Avrebbe cancellato il processo Mediaset e restituito Berlusconi alla piena vita politica. Una buccia di banana per il Nazareno, nota il penetrante notista politico di Repubblica Stefano Folli.
Sempre da Repubblica, poi Expo, bloccata per mafia, un'azienda su 8, le imprese al setaccio degli inquirenti, su 367 controllate, 48 non passano l'esame. E poi parla il trafficante dei cargo fantasma, al telefono con i nuovi mercanti di uomini, i giornalisti di Repubblica, Vittoria Iacovella e Fabio Tonacci. $6.000 e porto tutti in Italia. Di cosa hai bisogno? Ho 2 cugini in Turchia che vogliono venire in Italia. C'è qualcosa che potete fare? La settimana prossima c'è una partenza, una nave di 120 metri, il posto costa $6.000 a persona. Così al telefono il trafficante di esseri umani che organizza le traversate sui mercantili lanciati contro le coste italiane senza equipaggio. Questi cargo sono riempiti di centinaia di profughi affidati alla sorte, scrive Repubblica in prima pagina. Per quanto concerne invece la questione dell'Europa, il partito greco di Tsipras, Syriza, che si appresterebbe a vincere le elezioni politiche, tratta, non si esce dall'euro, siamo disposti a trattare, vediamo un po' sul debito e via dicendo. Questo in sintesi estrema, mentre la Stampa di Torino apre la sua prima pagina, incredibile a dirsi, con il salva Berlusconi, lo stesso argomento di Corriere e Repubblica. Renzi sospende subito la norma salva Berlusconi, ma anche con Bruxelles, cioè gli alti vertici dell'Unione Europea, che fanno sapere che sarebbe un disastro se la Grecia lascia l'Unione Europea e la moneta unica. E c'è la retromarcia di Berlino. Dopo la sortita di Angela Merkel, che aveva minimizzato le conseguenze dell'uscita di Atene dall'Unione Europea, arriva la retromarcia tedesca. La Germania dice no, invece sarebbe gravissimo se la Grecia uscisse, al contrario di quanto era sembrato proprio ieri. I piani alti delle istituzioni europee intanto hanno definito un disastro, i piani alti delle istituzioni europee. La divinità, insomma, Zeus in forma di Unione Europea, ha stabilito che sarebbe un disastro l'ipotesi avanzata dalla cancelleria tedesca di una Grecia fuori dall'Unione, con effetti devastanti e contagiosi per gli altri paesi. Il commento del consorte dell'ex ministra del lavoro Elsa Fornero, il professor Mario De Aglio, sulla Stampa: trattare per evitare un altro shock. Brutta storia quella della Grecia, scrive il professor De Aglio. Il paese in cui nacque il genere letterario della tragedia continua a proiettare un'ombra che potrebbe innescare oggi una tragedia finanziaria. Come in molte tragedie greche, anche nella situazione presente, la realtà è molto diversa da quanto appare agli attori sul palcoscenico. Abbiamo già letto abbastanza, direi. Mentre sempre dalla prima pagina della Stampa, il viadotto durato 10 giorni, aperto il 23 dicembre sulla Palermo-Agrigento, è costato 13 milioni di euro. Il viadotto dal suggestivo nome Scorciavacche era stato aperto con 3 mesi di anticipo. Ed è andata ancora bene, scrive Francesco Lallicata in prima pagina sulla Stampa. La buona notizia è una sola e non può essere ascritta a merito di nessuno, se non della fortuna, del caso, che questa volta ci ha voluto risparmiare le lacrime di coccodrillo ai funerali di rito che si susseguono dopo ogni tragedia nazionale. Cioè è andata bene che non è morto nessuno nel crollo del viadotto, che è durato 10 giorni, grazie alla CMC, cooperativa dei compagni e ex compagni, sono finanzieri più che mai, di Ravenna. Sempre poi dalla prima pagina della Stampa, navi fantasma e la classe media fugge dalla Siria, è il titolo dell'articolo firmato da Domenico Quirico sui nuovi profughi che sono sorti dall'innocenza assassina del mare, scrive Quirico con linguaggio alato e letterario. La questione è questa, secondo quel che vuole evidenziare la Stampa: la borghesia siriana è in fuga, è stata tradita dal presidente Assad e anche dai ribelli. I profughi arrivati a Gallipoli e in Calabria non sono poveri, fanno parte della borghesia siriana, giusto appunto, ma scappano da un paese che nega loro ogni forma di civiltà. Sempre poi dalla prima pagina della Stampa, muore sugli sci a 14 anni per un salto fuori pista, tragedia in Val di Susa, la vittima di Torino, contro una roccia come Schumacher. Drammatico incidente ieri sulle piste da sci di Claviere in Val di Susa. Tommaso Martinolic, un 14enne di Torino, è morto sbattendo violentemente il volto contro una roccia dopo un salto fuori pista. Il ragazzo, che aveva il casco allacciato, stava sciando con i familiari. Grave anche un 12enne caduto mentre faceva fondo in Val d'Aosta. E lasciando la Stampa andiamo alla prima pagina del Quotidiano Nazionale, che finalmente ci svela, se non l'autore della norma salva Berlusconi, cioè
di chi è la manina che ha steso la norma salva Berlusconi nel decreto fiscale di Natale, ci svela quantomeno chi ha fatto scoppiare il caso. Trattasi dell'ex presidente della Puglia ed ex ministro Raffaele Fitto, compatriota dal punto di vista partitico di Berlusconi, ma che ha fottuto Berlusconi alla grande, secondo quel che racconta il Quotidiano Nazionale. Fitto brucia il Salva Silvio. È stato Fitto a svelare che un decreto sugli evasori avrebbe riabilitato Berlusconi. Renzi costretto a fare dietro front. Questo titolo è il Quotidiano Nazionale, Giorno, Nazione, Resto del Carlino in prima pagina, mentre sul quotidiano locale Il Giorno, quello milanese, lombardo, a Bresso nel milanese dopo le festività torna la paura, ricompare la legionella e intanto Massimo Giuseppe Bossetti, il muratore di Mappello in carcere per la morte di Yara Gambirasio, si consola coi familiari, titola Il Giorno, e prepara la memoria difensiva. A febbraio pronta la richiesta di rinvio a giudizio. Sono stati il Natale e il Capodanno più brutti per me e per i bambini, ma andiamo avanti. Sono le frasi virgolettate attribuite dal Giorno a Massimo Giuseppe Bossetti. Arriva, portata dall'avvocato Claudio Salvagni, difensore del marito, anche la voce di Marita Comi, la moglie di Massimo Bossetti, che ha visto il marito con i 3 figli 2 volte negli ultimi giorni, la vigilia di Natale e il 30 dicembre. I bambini, dice la moglie di Bossetti, hanno avuto la possibilità di stare un po' col padre, da una parte è stato bello, dall'altra il distacco è stato doloroso per tutti. Un'ora insieme, sapendo che è un incontro a termine, e la difficoltà di concentrare in quell'ora tutte le cose che si vorrebbero dire. Lasciamo però anche Il Giorno, il quotidiano nazionale, per vedere la prima pagina de Il Giornale. Si rimangiano il fisco giusto, cioè il decreto che avrebbe favorito gli evasori è roba giusta, scrive Il Giornale. L'ultima beffa giusta per Berlusconi anche, evidentemente. Si rafforza dunque l'ipotesi che la manina fosse veramente pro-berlusconiana. Il governo blocca una norma di buon senso che depenalizzava la microevasione, quella che spesso si commette per errore. Il motivo avrebbe aiutato Berlusconi. Non è vero, scrive Alessandro Sallusti, noto fiscalista, ma così migliaia di italiani saranno colpiti in nome dell'antiberlusconismo. Il problema dell'Italia non è che un ponte inaugurato alla vigilia di Natale sulla Palermo-Agrigento sia crollato a Capodanno, e neppure che i vigili urbani di Roma, come gli spazzini di Napoli, presentino certificati medici falsi per non lavorare la notte del 31. No, il problema di questo paese sembra essere solo uno, lo stesso da 20 anni a questa parte: impedire a Silvio Berlusconi di fare politica, bloccando con feroci operazioni mediatiche, politiche e istituzionali anche la sola possibilità che ciò possa accadere. Infatti per 20 anni Berlusconi non ha potuto fare politica negli ultimi 20 anni, come tutti sanno, pure a costo di andare contro il bene di centinaia di migliaia di cittadini. È questo il senso della mobilitazione scattata per fermare l'iter di una norma contenuta nel decreto sulla riforma del fisco, che di fatto depenalizzava penalmente, non dal punto di vista amministrativo e quindi economico, ma penalmente, le evasioni fiscali di lieve entità. Si fa per dire, quelle, per intenderci, che stanno sotto la soglia del 3% rispetto all'imponibile di un'azienda o di una persona fisica e che sono il più delle volte frutto di errori formali più che di furberie o latrocini. Parliamo di una norma ritenuta unanimemente saggia, utile a decongestionare i carichi giudiziari, a recuperare entrate fiscali eluse, a evitare inutili peripezie allo Stato e agli imprenditori. E invece no, ce l'ha con Berlusconi, salta anche la norma che avrebbe favorito i piccoli evasori, diciamo. Bisogna evadere un po' più in grande per essere italiani fino in fondo. Il Giornale mette in prima pagina anche un'altra questione, commentata da Vittorio Feltri. L'eutanasia allo stupratore è un gesto di giustizia e di pietà, scrive Feltri con riferimento al caso accaduto in Belgio. La richiesta di un detenuto accolta in Belgio da noi sarebbe respinta per ipocrisia, scrive Feltri. Inattuata l'idea che il carcere rieduchi e il Parlamento sulla dolce morte, sull'eutanasia, tace. La questione etica è stata dimenticata dalla politica. Domenica prossima, 11 gennaio, un ergastolano belga, Frank van den Blechen, 52 anni, sarà ucciso con un'iniezione letale praticatagli legalmente da un medico. L'esecuzione avverrà in un ospedale autorizzato dopo che il condannato vi avrà trascorso un paio di giorni, giusto il tempo per conversare coi familiari e con un sacerdote.
Non si tratta però di pena capitale inesistente in Belgio, bensì di eutanasia gentilmente concessa al detenuto su richiesta del detenuto stesso, motivata dal fatto che Frank non sopporta il carcere dove è stato recluso per avere torturato e ammazzato 30 anni or sono una ragazza 19enne, senza contare una catena di stupri. Il detenuto, nella domanda di eutanasia rivolta all'autorità giudiziaria, ha scritto che i compagni di prigione lo incitano al suicidio dalla mattina alla sera, dicendogli che è indegno di vivere. Poi ha affermato che casomai dovesse ottenere la libertà, ne profitterebbe per continuare a commettere i reati che lo hanno portato dietro le sbarre, aggiungendo che il proprio cervello non smette mai di elaborare progetti criminali. Da qui la sua richiesta di farla finita. I giudici, supportati dai periti, gli hanno dato il via libera, in base al principio riconosciuto per legge dal Belgio che il diritto alla dolce morte è esteso a tutti i cittadini con i requisiti idonei per pretendere di andare all'altro mondo, scrive Vittorio Feltri. Tant'è vero che altri 15 detenuti hanno espresso formalmente il desiderio di essere eliminati e sono in attesa di realizzarlo. Queste vicende hanno dato la stura in Belgio a polemiche infuocate. Molte persone sono convinte che gli ergastolani debbano marcire in cella per espiare le proprie colpe e non possano accedere al privilegio di crepare per propria iniziativa. Il dibattito infuria a livello religioso, politico, filosofico. Dibattito che in Italia sarebbe inconcepibile, scrive Feltri, dato che l'eutanasia da noi non è prevista per nessuno, figuriamoci per i galeotti, che la gente comune vorrebbe murati vivi. La mancanza di pietà è la caratteristica più spiccata del popolo, amante delle maniere spicce e della giustizia sommaria, peraltro contrastanti con la nostra Costituzione, secondo la quale la detenzione avrebbe finalità rieducativa. L'ergastolo non si concilia con la Carta Costituzionale, perché è la negazione di qualsiasi tipo di riabilitazione tesa al reinserimento nella società. È pur vero, scrive Feltri, che la formula fine pena mai di fatto raramente si applica, perché scontati 30 anni all'ergastolano viene accordata di norma la scarcerazione. Ma rimane una contraddizione che meriterebbe l'intervento del legislatore. L'ergastolo o c'è o non c'è. Inoltre, o il carcere ha scopo di emendare o ha quello di punire e basta. Certe ambiguità e dubbi andrebbero sciolti, invece qui si va avanti alla carlona col risultato di creare una gran confusione anche per l'eutanasia. Mentre in Belgio chi soffre in modo indicibile e aspiri a terminare in anticipo la partita terrena può avvalersi del suicidio assistito, in Italia ha solo la facoltà di gettarsi dal 6° piano. Una proposta di legge in merito giace alla Camera da oltre un anno, nella indifferenza disumana del ceto politico impegnato a litigare senza costrutto sul sistema elettorale e sui papabili alla presidenza della Repubblica. Sempre dalla prima pagina del giornale, il lunedì c'è il controcorrente, cioè la parte centrale del giornale dedicata a diversi argomenti, il primo dei quali è le 3 pensioni che non bastano a Prodi. Ogni mese Romano Prodi incassa 15.000 euro, ora vuol prendersi anche il Quirinale. Il collezionista di poltrone si sta riscaldando per la corsa al Quirinale. È la sua vera ambizione, il sogno di una vita che nega a tutti, fuorché a se stesso. Il 75enne Romano Prodi ha sempre fatto incetta di incarichi, cattedre, lauree ad honorem, riconoscimenti. È stato docente universitario a Trento, a Bologna, ha fatto il consigliere comunale, il ministro e il pluripresidente dell'IRI del governo, bla bla bla. Nel corso degli anni ha accumulato un tesoretto, incassa 15.000 euro di pensione al mese e ha 12 proprietà. Poi ci sono sempre sul giornale, piccola questione, prima abbiamo citato la prima pagina del Corriere della Sera con l'intervista di Stefano Montefiori allo scrittore e filosofo francese Michel Onfray, partendo dal libro di Michel Houellebecq, del quale abbiamo parlato anche nelle settimane precedenti, Sottomissione, sulla questione dell'Islam che trionferà. Stefano Montefiori è il giornalista del Corriere che aveva chiacchierato con Éric Zemmour, mi ero dimenticato di dire l'autore del libro di cui avevamo parlato sul suicidio francese. Éric Zemmour è l'altro polemista, chissà perché li chiamano così, quelli che esprimono delle idee li chiamano polemisti, idee non naturalmente nel mainstream, fuori dalla corrente principale. Chi esprime delle idee fuori dalla corrente principale diventa un polemista, gli va già bene se viene definito soltanto un polemista. Comunque,
Sul Corriere di oggi la paginata è molto interessante, pagina 26. Montefiori era stato citato nel caso di Zemmour perché aveva attribuito a lui il proposito di deportare i musulmani attualmente presenti in Francia, cioè cacciarli via, deportarli nei loro paesi d'origine. Deportazione era la parola che aveva usato lo stesso articolista del Corriere, Montefiori, e non l'intervistato, cioè l'autore del libro Eric Zemmour. Lo aveva usato Montefiori, quel termine, mettendolo tra virgolette. In Francia ne è nata una specie di polemica con il CDA di non so quale più televisione, nella quale lavorava o lavora, anzi non so se lavora ancora, Eric Zemmour, il quale era un commentatore televisivo, e naturalmente il consiglio di redazione della TV in cui lavorava ha detto: questo qui non può più lavorare con noi perché ha parlato di deportazione, termine invece usato dal giornalista del Corriere della Sera, il quale, Stefano Montefiori, correttamente ha rimarcato che non lo aveva usato lui, l'intervistato Zemmour, quel termine, ma lo aveva scritto il giornalista, lui stesso, Montefiori, lo ha correttamente detto, ma la polemica è andata avanti. Chiusa la parentesi, torniamo alla prima pagina del giornale, perché abbiamo tanti talenti da esportare. Ecco i 10 italiani che cambieranno il mondo, niente meno. Dal prof che detta la politica scientifica a Obama, al creativo che veste le bibite, fino allo stilista di successo. Sono gli emigranti del terzo millennio. Tema che viene posto anche in prima pagina, come vedremo, sul Fatto Quotidiano. Meglio restare in Italia o andare fuori di bal? Andare all'estero. Mentre a chiudere la prima pagina del giornale, nel controcorrente, cioè l'insertone, non è un insertone, è il corpo centrale del lunedì, il giornale lo chiama così, controcorrente, da Indro Montanelli, per recuperare i vecchi lettori e i nostalgici, diciamo così, almeno dal punto di vista del fascino semantico della parola controcorrente. Ad ogni modo c'è un'intervista di Gabriele Villa al pubblicitario sardo Gavino Sanna, altro che mulino bianco, la famiglia non esiste più. Il pubblicitario che ha inventato gli spot che hanno segnato un'epoca dice: mi piacerebbe tornare a quell'Italia dove almeno c'era l'idea di un sogno, ma la famiglia non esiste più, gli spot pubblicitari centrati sulla famiglia tantomeno funzionano. Mi piacerebbe tornare a quell'Italia là dove c'era la famiglia, dove almeno c'era l'idea di un sogno. Oggi tutto è sgretolato e dominato dalla volgarità. I giovani hanno tante balie, da Twitter alle chat, sono scimmie che non diventeranno mai uomini. Il premier Renzi vende se stesso come un marchio, ma attenzione, perché la scatola non basta. Ci sono tante formule per acquistare un'auto, ma c'è un solo progetto valore Volkswagen. E torniamo alle prime pagine dei quotidiani di oggi con il Secolo XIX di Genova, che ci racconta una curiosa storia locale genovese, l'acqua di fonte che diventa molto salata, nel senso che bisogna pagare, verbo chiave anche questo per la cittadinanza italiana. L'acquedotto chiede 15 anni di arretrati agli abitanti di Propata, un piccolo paese sopra il Brugneto che per tradizione non pagava perché era il custode, tra virgolette, della diga appunto che rifornisce d'acqua Genova. Dire acqua da queste parti è come nominare il principio primo, una presenza che scorre sopra e sotto le case, scrive Marco Grasso sul Secolo XIX di Genova in prima pagina. È una risorsa abbondante, l'acqua, che ha dato da vivere a generazioni di contadini abituati ancora oggi a lasciare i rubinetti aperti d'inverno perché altrimenti i tubi si congelano. L'acqua, a Propata, è un elemento quasi soprannaturale. Abbondava nelle case e negli orti ben prima della costruzione della grande diga del Brugneto. A valle, un lago artificiale da cui ora si dissetano milioni di persone ancora più a valle.
Esisteva anche prima che un manipolo di Foresti volesse imporre a loro, gli ultimi guardiani dell'oro bianco dell'Antola, le regole, neanche tutto chiare, del mercato. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata una bolletta mostruosa, la prima bolletta dell'epoca della libera concorrenza. 170.000 euro suddivisi tra 400 utenti nelle frazioni di Caprile, Vavastrelli e Caffarena. La stangata, a dire del gestore della rete, Mediterranea delle Acque è il gestore, sarebbe il risultato di 15 anni di arretrati. Per fare una guerra occorre sempre una questione di principio accanto al portafogli. Ed eccola, l'azienda di recente ha minacciato di tagliare il rifornimento, un affronto. È così che una domanda che tutti qui hanno sempre dato per scontata è finita in tribunale. A rispondere sarà un giudice. La domanda è: di chi è la nostra acqua e quanto costa? Una maxi bolletta per il paese dell'acqua. Propata, la privatizzazione ha cancellato il forfait simbolico e il gestore chiede 170.000 euro di arretrati. Questa è un'altra tipica cosa italiana, cioè quella di andare retroattivamente. Se prima c'erano delle regole, bene o male, poi non ci importa più oggi che in passato ci fossero quelle regole. Retroattivamente ti chiediamo di pagare, perché poi alla fine è quello il punto chiave, un altro dei punti cardine della cittadinanza italiana. Il Foglio di Giuliano Ferrara apre invece la sua prima pagina sulla battaglia navale dei clandestini, migliaia di persone che viaggiano illegalmente nel Mediterraneo, e non su gommoni, ma su traghetti o mercantili, rischiando ecatombe e terrorismo. C'è un traffico irregolare di merci e di uomini sulla rotta Patrasso-Ancona. Il traffico irregolare emerge clamorosamente dai primi particolari del caso Norman Atlantic, il traghetto incendiatosi in mare tra Puglia e Albania la notte del 29 dicembre. Sono bastati il maltempo e un paio di incidenti per scoperchiare la realtà di migliaia di persone che viaggiano illegalmente nel Mediterraneo, non su gommoni o carrette della morte, ma su traghetti di linea, oppure su navi mercantili, come nel caso di Blue Sky, un cargo abbandonato nell'Adriatico con dentro un carico di disperati, pilota automatico programmato per andare dritto verso l'Italia. Ma non ci aveva mica detto che Mare Nostrum era finito e che Triton era un'altra roba. Tra parentesi, in entrambi i casi informazioni confuse hanno fatto temere situazioni pericolose o vere ecatombe. Questo è il pezzo di Guido Olimpio pubblicato sul Corriere della Sera del 31/12/2014. È il primo dei pezzi citati dal Foglio che, come tutti i lunedì, mette insieme una serie di articoli pubblicati la settimana scorsa, in questo caso sui clandestini che viaggiano a migliaia illegalmente nel Mediterraneo su traghetti e mercantili, non sui gommoni. Mentre curare i gay, se ne occupa anche Giuliano Ferrara, in prima pagina sul Foglio, è una scemenza col botto, una scemenza intollerante. Curare i gay è una scemenza, scrive il direttore del Foglio, un gesto di piccola intolleranza ignorante. Sono molto sorpreso da Costanza Miriano, una scrittrice popolare e ben disposta verso la scorrettezza connaturale alle idee, da Luigi Amicone, un ciellino che mi pare vivace e autentico, e da Roberto Maroni, sassofonista e politico di talento ma ambiguo, oggi inzuppato nel nazionalismo macio dei tombini di ghisa, in mancanza di meglio. Tutti abbiamo bisogno di essere curati e soprattutto di essere lasciati in pace. A tutti sono dovuti rispetto, libertà personale, privacy. La lettura del simposio di Platone o del Fedro, lo studio delle biografie di Anselmo d'Aosta e del cardinale Newman, una scorsa ai romanzi di Isherwood sono attività facoltative e anche le tirate di San Paolo contro i sodomiti sono le benvenute perché parlano di peccato e non di malattia, sono illuminate dal precetto che il giusto viverà per la fede e non dal positivismo burlesco della cattiva ideologia contemporanea. Invito caldamente i nominati, Costanza Miriano, Luigi Amicone, Roberto Maroni, nel giorno del convegno lombardo al quale hanno promesso di partecipare, a starsene a casa o a organizzare la protesta contro l'insegnamento nelle scuole milanesi dell'ideologia del gender o dell'indifferenza sessuale, senza dimenticare che la sola radiografia del fenomeno da parte di un prete di curia milanese ha indotto l'arcivescovo a scusarsi per l'iniziativa. Le sentinelle leggano libri buoni in piedi, invece di mettere in provetta, con l'assistenza di psichiatri psichiatrizzabili e di tradizionalisti senza il senso della tradizione,
chimismi, ormoni in pillola e altre vaghezze. Il buco della serratura e il comune senso del pudore lasciatelo alla dottoressa Bocassini, una specialista. Dal Foglio però passiamo alla prima pagina del Fatto Quotidiano del lunedì. Qui c'è la solita rubrica di Marco Travaglio, ma mi faccia il piacere, che è una serie anche questa di citazioni di interviste, dichiarazioni, articoli della settimana scorsa, partendo dall'Orlando studioso. Orlando è il ministro della giustizia, come tutti sanno. Andrea Orlando, Partito Democratico, ministro della giustizia, a Libero il 21/12 scorso ha detto: mi mancano pochi esami per laurearmi in giurisprudenza, interruppi gli studi per andare a lavorare. Dopodiché, commenta Marco Travaglio, ha scoperto la politica e da uno che gli mancano pochi esami per la laurea in giurisprudenza è diventato ministro giustamente di giustizia. È già ieri, e invece è il titolo della citazione da Matteo Renzi, presidente del Consiglio, su Twitter il 2 gennaio di quest'anno. Renzi ha scritto appunto su Twitter: buon 2015, sarà l'anno della riforma costituzionale, della nuova legge elettorale, di un fisco e una giustizia nuovi. Commenta Travaglio: ma non sarà il tweet di un anno fa? E per non essere accusati di essere a Radio Padania, cosa che non siamo naturalmente, e di essere filoleghisti, cosa che assolutamente non siamo, escatologia padana è il titolo dell'altra citazione di Marco Travaglio, dedicata a Matteo Salvini, segretario della Lega Nord, il 24/12. Amici, una curiosità, ma voi ci credete agli oroscopi? Ha domandato Salvini. Guarda caro, risponde Travaglio, se credono a te, possono credere a qualunque cosa. Mentre ce lo chiede l'Europa, è il titolo del pezzo dedicato a Europa, il quotidiano, uno dei due quotidiani del PD, rimasto l'unico, e portato a Palazzo Chigi, tanto per sobbarcarlo sulle spalle. Non sarebbe male però, per salvare Radio Padania, andare a Palazzo Chigi anche noi, insieme ai colleghi di Europa, e con gli stipendi che prendevano i colleghi di Europa, la voce del Partito Democratico. Sono andati a Palazzo Chigi, per carità. Hanno fatto benone, ci si trova anche più comodi probabilmente che non in uno scantinato. Ad ogni modo ce lo chiede Europa, inteso come il quotidiano salvato da Renzi portandoselo a Palazzo Chigi. Perché? Perché il direttore di Europa, che ha sempre goduto di uno stipendio da boiardo pubblico stratosferico, 300 e passa euro al giorno, comprese le domeniche e i sabati, il direttore di Europa Stefano Menichini ha detto che il PD ha ancora bisogno di noi. Commenta Travaglio: possibile che il PD non se ne accorga? Nel frattempo però l'hanno portato a Palazzo Chigi per salvarlo il quotidiano, mentre sempre dalla prima pagina del Fatto Quotidiano del lunedì l'argomento di apertura, l'argomento principale di approfondimento, una serie di articoli, è dedicato a Milan Ndrina, ovvero i veri boss della città di Milano. Le mani su Milano, omicidi, droga, estorsioni nel capoluogo lombardo, dove le cosche calabre e le famiglie siciliane imperversano da anni, dove i capi organizzano i loro affari e comandano alla luce del sole. Nonostante le tante inchieste, vi raccontiamo chi sono e come si muovono. E sempre dalla prima pagina del Fatto Quotidiano del lunedì, l'articolo di fondo di Ferruccio Sansa, che riprende il tema messo in prima pagina, come abbiamo detto anche dal giornale, se emigrare o no, lasciare l'Italia o restare. Ecco il dilemma, in maniera amletica. Ha ragione chi parte o chi prova a rimanere nel suo paese? Si domanda e cerca di rispondersi Ferruccio Sansa. Mentre sempre dalla prima pagina del Fatto Quotidiano un consiglio per le vacanze. C'è chi c'è stato naturalmente in queste vacanze a Dubai, che non si pronuncia alla milanese, perché sennò diventerebbe Dubai in sci, Dubai con la U chiusa e non la U di eresata. Aeroporto a Dubai, invece noi lo pronunciamo alla milanese per sfregio, verso i ricchi o i furbi che vanno a Dubai, perché in Italia ci sono i cretini, la massa, cioè le persone normali, e appunto i ricchi furbi, ricchi di ingegno naturalmente, oltre che di sostanze, perché a Dubai il lusso non va mai a dormire. L'aeroporto di Dubai, ben frequentato anche da tanti italianucci, è diventato un immenso shopping center. Il sonno è inopportuno, la povertà è peggio
tra luci artificiali, oro sbattuto in faccia e ovunque, altoparlanti, televisori, una boutique e un'altra boutique e un'altra boutique e un'altra boutique, un'infinità di boutique, ristoranti e tutto l'impossibile, l'aeroporto di Dubai è una centrifuga ininterrotta, il regno dell'effimero che vive dentro un aeroporto. A chiudere la prima pagina del Fatto Quotidiano, poi l'intervista allo scrittore Paolo Giordano, che parla della sua città, Torino, che ha ispirato il suo romanzo sui numeri primi. A pagina 12 c'è l'intervista Nel fiume Po, la solitudine dei numeri primi, titola il Fatto Quotidiano l'intervista di Michele Concina a Paolo Giordano. Non mi riesce di descrivere Torino, dice lo scrittore, nato a Torino nel 1982. I suoi romanzi sono La solitudine dei numeri primi e Il corpo umano e Il nero e l'argento, tutti tradotti in molti paesi stranieri. Non mi riesce di descrivere Torino, dice lo scrittore Paolo Giordano. Narrativamente mi ha sempre creato problemi. Le mie storie si muovono in gran parte da qui, ma senza il dettaglio in cui tutto può rispecchiarsi. Forse è la città stessa che è sfuggente e i suoi aspetti più belli sono spesso i più ardui, ma non sono mai riuscito a mollare la presa. È una città che mi si adatta, Torino, anche nei lati del mio carattere che tento di contrastare, e vedo molto di me stesso nel suo clima. Nella crisi ho visto una città in affanno e che forse solo ora comincia a distendersi, a recuperare. Da segnalare poi ancora rapidamente, a pagina 13 del Fatto Quotidiano di oggi, l'articolo di Lorenzo Tosa sull'arrivo della mafia ad Arezzo, nel cuore rosso della Toscana. La mafia è arrivata, ma il prefetto nega. La piovra mette i tentacoli anche ad Arezzo, città di 103.000 abitanti. E lasciamo il Fatto Quotidiano del lunedì per andare al Sole 24 Ore del lunedì, che apre la sua prima pagina con l'argomento della crisi economica e dei suoi effetti nei tribunali. La crisi cresce nei tribunali, è il titolo d'apertura. Balzo degli sfratti, più 46%, ditelo ai proprietari di qualche appartamento cos'è uno sfratto. Ad ogni modo, più 46% di sfratti, mentre fallimenti e ingiunzioni aumentano del 21%. L'onda lunga della crisi economica arriva nelle aule dei tribunali e continua a segnare preoccupanti tendenze al rialzo nei contenziosi civili che sono più direttamente legati alla congiuntura economica. Si annunciano così a fine 2014 quasi il 30% di fallimenti dichiarati in più rispetto al 2011, con un aumento del 21% di ricorsi per decreto ingiuntivo e un incremento del 46% degli sfratti per morosità di abitazioni. Sono dati che emergono dalla rivelazione del Sole 24 Ore su un campione di 56 tribunali italiani. Il flusso delle procedure al 30 giugno 2014, proiettato a fine anno, mostra una situazione in cui non si ferma il deterioramento dei bilanci delle aziende, dei conti delle famiglie e della qualità del credito in generale. Sempre dalla prima pagina poi del Sole 24 Ore, le privatizzazioni sono in ripresa nel mondo, l'Italia è la promessa per quest'anno, cioè quest'anno si privatizza. Le privatizzazioni nel mondo sono in ripresa, lo rivela il Privatization Barometer, realizzato dalla Fondazione Mattei e da KPMG, sulle operazioni di privatizzazione messe a segno nel biennio 2013-2014. 2 anni fa, le vendite o privatizzazioni di patrimonio pubblico hanno fruttato 146 miliardi in euro, ai quali si sono aggiunti 117 miliardi nei primi 11 mesi dell'anno scorso. La Cina è in testa per quantità di roba privatizzata, mentre Gran Bretagna e Grecia guidano la classifica dell'Unione Europea. Il trend dovrebbe proseguire anche quest'anno, con Italia e Spagna possibili teste di serie in Europa, cioè le prossime nazioni a essere svaligiate quest'anno sono Italia e Spagna. Banche, utilities, società petrolifere o di trasporti, è ampio il ventaglio di società pubbliche passate in mano ai privati. La vendita al pubblico di azioni è la modalità più gettonata, seguita da aste, vendita di asset e riacquisto di azioni. C'è poi da segnalare ancora sulla prima pagina del quotidiano di Confindustria un approfondimento sui siti, gli indirizzi e gli importi a disposizione delle piccole e medie imprese per quanto riguarda i finanziamenti europei cosiddetti perché sono soldi nostri di ritorno e ne lasciamo là sempre più di quelli che tornano. Un aiuto nella ricerca di un partner, consulenze sui brevetti, l'elenco dei dazi su prodotti importati,
Così l'Unione Europea mette in campo un pacchetto di servizi a portata di click per accompagnare le imprese con una vocazione all'export. Intanto si è aperta la partita dei fondi del 2020, di questo periodo in corso di finanziamenti cosiddetti europei. Mentre anno nuovo, sussidi spesso nuovi, ma non sempre, per i disoccupati e per i senza lavoro, decorrenze diverse per la nuova assicurazione contro la disoccupazione, aiuti ai collaboratori e cassa integrazione. Con il 2015 e con le disposizioni del decreto attuativo del Jobs Act cambiano mobilità, cassa integrazione in deroga e l'indennità dei contratti di solidarietà. Cambia anche l'ASPI, la nuova assicurazione sulla disoccupazione introdotta dalla legge Fornero, aumenta di 2 mesi la durata massima e debutta, almeno sulla carta, il DIS-COLL, il nuovo sostegno economico previsto per i collaboratori iscritti alla gestione separata INPS, ma dargli nomi semplici no, è il DIS-COLL. Un quadro di non facile lettura, scrive il Sole 24 Ore, con decorrenze diversificate e in cui si mescolano le modifiche già previste da norme approvate in passato e quelle introdotte dallo schema di decreto legislativo attuativo del Jobs Act. E a chiudere la prima pagina del Sole 24 Ore di oggi, l'articolo di Gianni Trovati sull'introduzione dei costi standard nella formazione universitaria e anzi nella formazione gestita dalle università. È l'Università di Chieti in Abruzzo che è in testa nella corsa ai fondi per le università virtuose. Si concentrano lontano dalle grandi università le buone notizie portate dai costi standard. Il nuovo sistema di finanziamento che ha cominciato a scalzare la spesa storica dalla distribuzione dei fondi, confrontando vecchi e nuovi meccanismi che hanno debuttato nel 2014 e raddoppieranno il proprio peso quest'anno per andare a regime in 5 anni. Le prospettive migliori sono a Chieti, dove l'assegno statale punta a crescere del 54% rispetto a quello garantito dalla spesa storica. Cioè, la spesa storica era il concetto piuttosto semplice, per cui se tu, università, ente, qualsiasi sia, pubblico, hai speso sempre tot negli anni passati, noi continuiamo a darti quel tot. Se invece diciamo, ma in tutta Italia, qual è l'università migliore, l'ospedale migliore, l'ente pubblico migliore, e parametriamo i costi degli altri su quello migliore, poi facciamo di nuovo una distribuzione di risorse, ma in maniera più, si spera, si crede, più razionale, più premiante anche verso chi è più virtuoso, cioè prendiamo a riferimento il modello migliore di gestione, quello che costa meno, e lo applichiamo a tutti. Così ci sarà chi è virtuoso e guadagna e chi invece è sprecone e ci perde. In questo caso appunto l'Università di Chieti, essendo virtuosa, secondo i conti del 24 Ore, avrebbe il 54% di risorse in più rispetto a quelle garantite dalla spesa storica, cioè quello che ha sempre speso. Molto bene anche Napoli Partenope e Bergamo, mentre Cagliari e Sassari dovranno fare i conti con tagli intorno al 25%. Prospettive pessime anche a Siena, dove la difficile situazione dei conti ha azzerato gli spazi per assunzioni o promozioni. Ai grandi atenei il futuro propone delle diete più o meno drastiche, scrive il Sole 24 Ore in prima pagina. Prima pagina che lasciamo con la citazione dell'articolo di fondo firmato da Adriana Cerretelli, commentatrice storica di cose dell'Unione Europea sul quotidiano di Confindustria. Un bilancio del semestre di presidenza dell'Unione Europea da parte dell'Italia di Renzi, le ambizioni italiane tra i grigiori europei, è il titolo assai accattivante dell'articolo di fondo del Sole 24 Ore di oggi, che cerca di fare un bilancio appunto del semestre di presidenza di turno italiana dell'Unione Europea. Dite la verità, state ancora godendo i frutti, nonché l'orgoglio, state godendo i frutti con legittimo orgoglio come italiani del semestre di turno di presidenza dell'Unione Europea da parte del Premier Renzi. Siete ancora tutti gongolanti, dite il vero di questi grandi vantaggi e di questo straordinario onore che ha dato a noi tutti italiani, come diceva quello là, il semestre di presidenza di turno dell'Unione Europea. Mentre per chi fosse interessato alle questioni fiscali, il ravvedimento che avesse combinato qualche marachella o fosse supposto averla combinata, il ravvedimento fiscale operoso entra nel vivo. In vigore dal 1 gennaio la possibilità di regolarizzare le infrazioni finché non c'è l'accertamento o l'avviso bonario. Vanno monitorate le attività di controllo già iniziate per decidere se aderire subito. Ai blocchi di partenza il nuovo ravvedimento operoso
senza ostacoli, anche in presenza di attività di controllo avviate o concluse. Le nuove regole sul ravvedimento operoso sono in vigore da quest'anno, ma è ragionevole ritenere, scrive Giampaolo Ranocchi sul Sole 24 Ore, che possano essere applicate anche alle violazioni commesse prima del 1 gennaio 2015 su annualità già oggetto di attività di ispezione iniziata e conclusa. Tutti i dettagli li trovate nell'inserto Norme e Tributi del Sole 24 Ore, che contiene anche un interessante dettaglio sulla legge di stabilità, cioè la finanziaria approvata prima di Natale, per quanto concerne gli enti locali, il patto di stabilità, i crediti, i vari aspetti della legge di stabilità per gli enti locali, cioè appunto comuni, province e per quel che gli tocca le regioni. Poi c'è ancora da segnalare nel dossier di Norme e Tributi del Sole 24 Ore un approfondimento molto esteso alle pagine 20 e 21 sui reati tributari. Fuori dal processo chi paga il dovuto, ma bisogna estinguere l'intero debito prima che si apra il dibattimento. È la guida allo schema di decreto legislativo sui reati tributari, quello approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 24 dicembre scorso, quello che contiene il famoso Salva Berlusconi, di cui abbiamo ampiamente detto stamani, anzi di cui abbiamo ampiamente fatto citazioni dalle prime pagine dei quotidiani di oggi. Lì dentro ci sono anche nuove norme per andare fuori dal processo pagando il dovuto e via dicendo, per dichiarazione infedele, dichiarazione fraudolenta, dichiarazione omessa e via dicendo. Per le fatture, la contabilità, non è punibile chi emette documenti falsi per imponibili sotto i 1.000 euro all'anno, la confisca, la custodia e tutto il resto. Ma diamo un'occhiata anche per completezza adesso alla prima pagina di Italia Oggi 7, il cui direttore Marino Longoni si occupa della sospensione dei mutui. Per 3 anni, da marzo, imprese e famiglie potranno chiedere di congelare il rimborso della quota capitale dei mutui. L'operazione non è gratuita perché gli interessi costeranno di più. La questione riguarda famiglie e imprese. 3 anni di sospensione per i debiti bancari di piccole e medie imprese e di famiglie, o meglio, 3 anni di sospensione per il rimborso della quota di capitale, ma non per la quota di interessi. Molti mutui, cosiddetti alla francese, la stragrande maggioranza dei mutui fatti in Italia, prevedono nella fase iniziale il pagamento della quota di interessi. Qui si sospende il pagamento della quota di capitali, per cui se un mutuo è vicino alla fine, essendo stato stipulato così, che all'inizio tu paghi la quota interessi, poi ripaghi il capitale, se un mutuo è verso la fine sei avvantaggiato, se è verso l'inizio no, perché la quota interessi la continui a pagare. Questo è il senso della questione. Questo è un regalo, tra virgolette, della legge di stabilità del 2015, cioè dell'ultima finanziaria. Emendamento di Francesco Cariello del Movimento 5 Stelle. Ora associazioni di categoria di banche, imprese e consumatori hanno 3 mesi di tempo per definire i termini dell'operazione di sospensione per 3 anni, appunto, dei debiti bancari o mutui di piccole e medie imprese e famiglie. Le parti sociali devono appunto definire entro i primi 3 mesi di quest'anno, i termini di questa operazione. Nel frattempo si è allungata di altri 3 mesi, dal 31 dicembre 2014 al 30 marzo di quest'anno, la sospensione dei mutui delle piccole e medie imprese prevista dall'accordo del 1 luglio 2013, il che ha consentito la sospensione di 13 miliardi di euro di mutui per 40.000 piccole e medie imprese. Non ci dovrebbe essere in tal modo soluzione di continuità per le piccole e medie imprese tra la fine di un accordo di sospensione e l'inizio della validità di un altro, perché siamo arrivati al 5° accordo banche e imprese per la sospensione dei mutui. Però c'è la questione, e qui torniamo alla questione che riguarda anche le famiglie, individui diciamo, e le piccole imprese, oltre che le piccole imprese, della maggiorazione degli interessi da pagare. Perché questo è uno dei punti critici dell'operazione di sospensione dei mutui per 3 anni. Lo possono chiedere naturalmente anche le famiglie, chi ha perso il lavoro, famiglie o individui, chi ha perso il lavoro, un congiunto e via dicendo. Ebbene, sospensione dei mutui adesso ancora per 3 anni, però c'è un punto critico nell'operazione, vale a dire la maggiorazione degli interessi da pagare, e questa operazione da questo punto di vista è poco conveniente per chi, trattasi di individuo, famiglia o impresa, non si trova realmente in temporanea difficoltà economica, perché il calcolo degli interessi varia da caso per caso, ma a spanne si può prevedere, per chi vuol sospendere il mutuo per 3 anni, un aggravio del costo del finanziamento intorno al 10%.
In caso di mutuo o di finanziamento con piano di ammortamento alla francese, come dicevamo, che è la grande maggioranza dei casi, il costo della sospensione sarà tanto più basso quante meno rate mancano all'estinzione del mutuo, perché la caratteristica di questo tipo di ammortamento è che nelle rate iniziali prevale il pagamento della quota interessi, mentre in quelle finali si restituisce soprattutto il capitale. E gli accordi sulla sospensione prevedono che mentre la quota di capitale viene sospesa, quella per interessi si continua a pagare. Quindi chi ha un mutuo appena fatto così, in questo modo, che è all'inizio, non avrà grande giovamento. Chi è verso la fine potrà effettivamente godere della sospensione, perché verso la fine ripaghi il capitale, verso all'inizio gli interessi, e la sospensione per 3 anni dei mutui per chi è in difficoltà riguarda la sospensione della quota per il capitale, non per gli interessi. Uno strumento dunque molto importante, conclude Marino Longoni, ma da maneggiare con attenzione, anche perché quando un'impresa va in banca a chiedere la sospensione delle rate del finanziamento del mutuo, di fatto denuncia una situazione di temporanea difficoltà, e questo potrebbe essere pregiudizievole all'accoglimento di eventuali altre richieste che la stessa impresa dovesse fare al sistema bancario nei mesi successivi. Vale a dire, giustamente sottolinea Longoni, nel momento in cui si va a chiedere la sospensione del mutuo, questo vuol dire che io sono in difficoltà, e quindi a un certo punto la banca potrebbe anche dire, nel caso in cui tu poi chiedi un'altra cosa, un altro finanziamento, sono più cauta, faccio un attimo di pausa e non te lo do, perché tu mi hai già chiesto la sospensione del mutuo, ovviamente. Tornando alla prima pagina del Corriere della Sera, dite la verità che morite dalla voglia di leggervi il pezzo di Lucrezia Reiklin, con un curriculum così e con genitori così illustri e con la formazione tutta britannica e compagnia bella. Lucrezia Reiklin va letta. Ogni cittadino che si rispetti, ogni persona corretta politicamente, economicamente, culturalmente, in armonia con lo spirito dei tempi, con lo Zeitgeist e bla bla bla, in armonia dunque con lo spirito dei tempi, bisogna leggere Lucrezia Reiklin. Però dobbiamo anche far passare 7 secondi perché arriva la pubblicità e poi ci ascoltiamo anche in memoria di Pino Daniele, un brano naturalmente. Voi ricorderete tutti che Pino Daniele amava la Lega Nord, alla quale dedicò parole d'amore, questa Lega è una vergogna, però insomma adesso al di là dell'ironia, poi ci ascoltiamo pure qualche pezzo di Pino Daniele, che è notizia di prima pagina ancora adesso dell'Ansa, è morto stanotte stroncato da un infarto, 59 anni. Missione possibile, il trasloco della tranquillità. Se devi traslocare, la missione è possibile. Grillo Antonino Traslochi. Scopri tutti i nostri servizi su www.grilloantonino.it. Quando vuoi regalarti un esclusivo momento di piacere, non c'è niente di meglio di un buon caffè. Un caffè preparato con l'inconfondibile Caffè Padano. Caffè Padano, l'espresso buono come quello del bar. Bevi un caffè Padano e sostieni Radio Padania. Chiama subito il numero verde 800 08 68 69 e acquista una fornitura di Caffè Padano. La macchina del caffè è in omaggio, grazie a Radio Padania, la tua radio. Chiama l'800 08 68 69. Buongiorno, dal centro geofisico prealpino vi parla Paolo Valisa. Vediamo la situazione. L'alta pressione atlantica si espande sull'Europa occidentale fino alle isole britanniche e mantiene bel tempo invernale anche sull'Italia fino all'Epifania. Una debole perturbazione atlantica transiterà tra i giorni 7 e 8, interessando maggiormente l'Italia centrale. Poi il giorno 9 è prevista una nuova irruzione di vento da nord e con probabile favonio, un po' come è successo ieri. Intanto per oggi all'alba cielo sereno con inversione termica fino ai 400 metri di quota circa. In giornata ben soleggiato, solo qualche nube alta di passaggio. Le temperature massime comprese tra 7 e 9 gradi. Domani martedì dell'Epifania, bel tempo invernale, soleggiato,
congelate notturne sulla pianura e leggera inversione termica sulle prealpi, le massime comprese tra 5 e 7 gradi. Per mercoledì passaggi nuvolosi sulla pianura padana, ma ancora sole su Alpi e Prealpi, sarà asciutto, ci potrebbero essere delle pioviggini serali sulla Liguria, sul Pavese, sull'Odigiano, le temperature restano stazionarie o in lieve calo. Per giovedì soleggiato e mite su Alpi e Prealpi con probabile ristagno di nubi basse o nebbie sulla pianura padana, e per venerdì 9 gennaio probabilmente una perturbazione interesserà il nord delle Alpi con neve fino alle creste di confine, ma sul nord Italia sarà ancora asciutto con probabile discesa di vento da nord e sole e poche nuvole di passaggio, quindi continua il tempo secco e asciutto. Con questo concludo, auguro a tutti una buona giornata.
No comment naturalmente, ma a commento musicale della notizia che apre la prima pagina dell'Ansa di stamani. Musica in lutto, titola l'Ansa. È morto Pino Daniele, stroncato da un infarto nella notte, aveva 59 anni. Pino Daniele, nella celebre canzone O Scarrafone, cantava: questa Lega è una vergogna, noi crediamo alla cicogna, corriamo da mamma e tutto il resto. Dopodiché fu protagonista Pino Daniele anche di una questione giudiziaria con il segretario della Lega Nord, Umberto Bossi. Fu condannato inizialmente per diffamazione per le offese arrecate a Umberto Bossi a pagare un risarcimento di 65.000 euro. Non so come sia andata a finire nei famosi 3 gradi di giudizio la questione, ma ci fu una sentenza emessa dal Tribunale di Roma per fatti che risalivano al 1 marzo del 2003, quando in occasione di una conferenza stampa a margine del Festival di Sanremo, il cantautore napoletano deceduto stanotte aveva rilasciato affermazioni volgari ai danni del leader della Lega. Bossi è un uomo di merda, mi hanno detto che si è messo a cantare Maruzzella in pizzeria, mi fa schifo, aveva detto pubblicamente Pino Daniele, che poi è stato condannato, adesso non so se in 3° grado e tutti e 3 i gradi di giudizio, a risarcire Umberto Bossi. E dopodiché qualche anno dopo lo stesso Daniele nel 2008 aveva dichiarato: sui rifiuti sto con il governo Berlusconi e con la Lega Nord sulla questione dei rifiuti in Campania. Il cantautore napoletano aveva detto di condividere la linea dura sostenuta dalla Lega e prevista nell'allora decreto legge sull'emergenza rifiuti approvato dal governo Berlusconi. Hanno preso delle decisioni e secondo me hanno fatto bene, è la prima volta che sono d'accordo con la Lega e con le loro dichiarazioni, disse Pino Daniele, intervistato su Radio 101. Una posizione che fece dire molti commentatori, cosa sorprendente, perché appunto c'era stata la questione giudiziaria precedente. Con ciò torniamo a Lucrezia Reichen. So che aspettavate questo momento con ansia. A proposito dell'articolo di fondo del Corriere della Sera, cosa ti si inventa uno pur di farsi seguire la rassegna stampa da milioni di persone in tutto il mondo? Lucrezia Reichen. E scusate se è poco, perché per avere audience uno che ricorre a Lucrezia Reichen secondo me va premiato. Sarei io poi sostanzialmente che sto parlando di me stesso, bel pirla. Allora, vediamo un po' l'articolo di fondo, come si diceva una volta nel Novecento, del Corriere della Sera. Le modalità che le istituzioni e i governi europei adotteranno per affrontare l'eventuale richiesta della Grecia di rinegoziazione del debito sono essenziali per capire se le economie dell'Unione usciranno dalla stagnazione nel 2015 e come evolverà il governo della moneta unica. L'Italia dunque deve tenere gli occhi ben aperti. La visione che prevarrà su come affrontare la crisi greca segnerà il futuro di tutti, non solo quello della Grecia. Secondo indiscrezioni riportate dal settimanale tedesco Der Spiegel, Angela Merkel starebbe considerando lo scenario di un'uscita della Grecia dall'euro come preferibile a nuove concessioni sul debito. Un passo di questo tipo da parte della Germania stupirebbe, e non a caso ieri fonti governative hanno negato cambi di linea della Germania su questo punto. Nonostante i progressi ottenuti dal 2010, è irrealistico infatti pensare che l'Eurozona non sia più esposta a una crisi finanziaria e politica in caso di uscita della Grecia. Difficile credere che la Germania non tema questa prospettiva. Interpreto piuttosto le indiscrezioni giunte dalla cancelleria come un segnale, scrive Lucrezia Reichen, figlia di 2 comunistoni così, Reichen appunto, Alfredo Reichen e Luciana Castellina, e poi tutta pappa e ciccia con le università anglosassoni in materia economica, con le banche italiane, con le assicurazioni, oltre che naturalmente columnist, cioè editorialista del Corriere della Sera, come oggi. Difficile dunque credere che la Germania abbia cambiato idea sull'uscita della Grecia dalla moneta unica. Piuttosto le cose, secondo me, scrive la professoressa Reichen, stanno così. Stanno così come Reichen, tra l'altro, è stato anche impredicato di diventare ministro dell'economia nel governo Renzi, come qualcuno ricorderà. Ad ogni modo, secondo me le cose stanno così, scrive la professoressa Reichen. La Germania non è disposta ad accettare, anche di fronte al ricatto di un'uscita dalla zona euro, una sostanziale svalutazione del debito che la Grecia ha con le istituzioni europee, in particolare con la Banca Centrale. Un default, una bancarotta sul debito ufficiale, quello nei confronti degli stati e degli enti pubblici pari all'80% del totale e non più con i privati, come accadde in occasione del precedente ristrutturazione che portò il debito greco a una riduzione stimata in 100 miliardi,
Dunque una bancarotta sul debito ufficiale comporterebbe di fatto un'uscita della Grecia, non tanto per l'atteggiamento punitivo dei tedeschi, ma perché indurrebbe la Banca Centrale Europea a non accettare più il debito greco come collaterale nelle operazioni di finanziamento alle banche. È davvero questa l'intenzione di Alexis Tsipras, il leader del partito greco Syriza, dato come il prossimo vincitore delle elezioni? Io credo che l'astro nascente della sinistra greca, cioè Tsipras appunto, sia consapevole di quanto una posizione di questo genere si rivelerebbe suicida. Il suo obiettivo, cioè quello di Tsipras, è invece chiamare una trattativa che parta dal riconoscimento di come la sola combinazione di riforme strutturali e consolidamento dei conti pubblici si sia rivelata fallimentare. Pur in dissenso con gli aspetti populisti del programma di Syriza, questo messaggio è ormai largamente condiviso da osservatori di provenienza diversa. Ne è un esempio, bla 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 bla. Insomma, non processate solo i debitori, però rimaniamo tutti allegramente nell'euro e non mettiamo in discussione i sacri principi, dice Lucrezia Reiklin prevedibilissimamente, mentre sempre dal primo piano del Corriere della Sera, diciamo la prima pagina e l'Augusto editoriale, per tornare alla questione di primo piano, cioè il primo piano di oggi l'abbiamo capito, dobbiamo interessarci oggi, in sostanza ci dicono i giornali, del caso Salva Berlusconi, così ancora una volta passano di soppiatto tutte le altre cose, diciamo, che riguarderanno tante altre persone e furbacchioni, con la questione di Berlusconi in primo piano, mettiamo in secondo tutto il resto, cioè la roba che conta. Ad ogni modo, facciamo finta di interessarci a sta polemica sul testo che depenalizzerebbe le frodi fino al 3% dell'imponibile. 1,2% è la percentuale di evasione rispetto al reddito imponibile evasa nel 2002 da Berlusconi nella condanna del processo Mediaset. Si trattava di 4,9 milioni di euro evasi su 410 milioni di euro di imponibile al fisco. 0,8% la percentuale di evasione rispetto all'imponibile che fu evasa da Berlusconi nel 2003 nella stessa condanna per frode fiscale. Sono 2,6 milioni su 312 di reddito imponibile. Dunque, se la soglia è quella del 3%, depenalizzare le frodi fino al 3% dell'imponibile, Berlusconi sarebbe sotto quella soglia e quindi beneficerebbe della norma, secondo le polemiche di giornata. Il 24 dicembre scorso il Consiglio dei Ministri, il giorno prima di Natale, ha presentato lo schema di un decreto legislativo sul fisco che esclude il reato per tutti i delitti in materia di dichiarazione, tra cui la frode fiscale, per cui è stato condannato anche Berlusconi, e non c'è più reato, insomma, dice il decreto del 24 dicembre scorso, quando l'importo delle imposte sui redditi evase non è superiore al 3% dell'imponibile. Cioè, se io ho un imponibile, facciamo il caso di Berlusconi, 2003 è stato condannato per frode fiscale. Se io ho un imponibile di 312 milioni di euro come l'aveva Berlusconi quell'anno e ho evaso 2,6 milioni, 0,8% è la percentuale di evasione rispetto all'imponibile. Sono sotto il 3% e quindi non c'è più il reato per tutti questi delitti in materia di dichiarazioni fiscali, fra cui la frode fiscale. Se l'importo delle imposte sui redditi evase non supera il 3% dell'imponibile, non c'è più il reato. La soglia del 3% è nell'articolo 19 bis del decreto che il Consiglio dei Ministri ha approvato in prima lettura tra le norme della delega fiscale. Un'azienda, per esempio, con 10 milioni di euro potrebbe evadere il fisco dunque fino a 300.000 euro, pagando, oltre all'imposta evasa, soltanto una sanzione amministrativa. È scoppiato su questo il caso della posizione a Berlusconi. La frode fiscale alla quale nel 2013 è stato condannato in via definitiva sarebbe derubricata a sanzione amministrativa e quindi decadrebbe la condanna che gli impone i servizi sociali e interdice la candidabilità. Il nodo politico è questo: l'articolo 19 bis può cancellare a posteriori una sentenza definitiva se la modifica si sovrappone al fatto concreto che costituisce il reato. Berlusconi, insomma, tornerebbe incensurato senza che si modifichi l'articolo di legge sulla frode fiscale per cui fu invece condannato. Ieri dunque Renzi ha chiesto agli uffici di Palazzo Chigi di non procedere a trasmettere alla Camera il decreto. Il testo, approvato il 24 dicembre, torna adesso in Consiglio dei Ministri, poi alle commissioni, poi di nuovo in Consiglio dei Ministri, per essere approvato definitivamente entro marzo 2015. Mi rendo conto che la questione non è
appassionantissima, però i giornali ci dicono che dobbiamo appassionarcene. È roba da prima pagina e tante prime pagine sono dedicate a questo, le prime pagine dei giornali di oggi. Quindi per forza ce ne dobbiamo interessare. Con le dichiarazioni di rito dei politici, da Lorenzo Guerini, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, che dice che bisogna guardare all'interesse generale senza avere l'ossessione di Berlusconi. Matteo Salvini, che parla dell'ennesima renzata, promette una cosa e il giorno dopo la smonta, fa così da un anno. Il pentastellato Luigi Di Maio, che dice o Renzi non sa cosa firma o fa regalini a Berlusconi, in ogni caso nulla di buono. E infine Giovanni Toti, per Forza Italia, si ritira un decreto per il sospetto che aiuti Berlusconi, anche se aiuta i cittadini che hanno evaso entro il 3% dell'imponibile, naturalmente, non gli altri. Mentre sempre dal primo piano del Corriere della Sera c'è la domanda che si pone il cronista giudiziario, dicevamo, Luigi Ferrarella: furbizia nello stendere queste norme o soltanto ignoranza? Al supermercato c'è la tracciabilità del cotechino e si può sapere tutto della filiera di provenienza di un kiwi. Nei consigli dei ministri del governo Renzi sembra invece difettare la tracciabilità delle norme che rimangono orfane o desaparecide, soprattutto nei decreti legislativi, dove deleghe troppo generiche e estese conferiscono al governo un potere che è sottratto al Parlamento, perfino superiore a quello dei già troppo abusati decreti legge, scrive Ferrarella, toccando un punto, cioè in sostanza si è detto e stradetto da decenni, soprattutto negli ultimi 2 decenni, dell'abuso dei decreti legge che dovrebbero essere fatti dal governo solo in casi straordinari di necessità e di urgenza, e invece vengono usati per la normale per quella che dovrebbe essere la normale attività legislativa, che normale non è più, perché abusi del decreto legge è una questione vecchissima. Però c'è un'altra questione, quella dei decreti legislativi, cioè il governo chiede deleghe al Parlamento, se il Parlamento gliele dà poi il governo è libero di legiferare. Ebbene, queste deleghe sono troppo generiche, troppo estese e addirittura danno al governo, a questo punto, se il Parlamento gli approva queste deleghe, un potere di azione legislativa ancora più ampio del decreto legge. Sempre più spesso, scrive Ferrarella, nelle sedute di governo non si capisce chi e perché faccia sparire delle norme che in entrata c'erano, che prima del Consiglio dei Ministri c'erano. Insomma, non si capisce chi cancella le norme che all'inizio del Consiglio dei Ministri ci sono, alla fine non ci sono più. E non si capisce chi invece infili e faccia votare a distratti ministri delle norme che all'entrata del Consiglio dei Ministri non c'erano e che all'uscita nessuno più nel governo sembra riconoscere o addirittura conoscere. È successo già 3 volte nell'ultimo mese. Sull'applicabilità o meno della licenziabilità del Jobs Act ai dipendenti pubblici si sono visti un influente senatore, Ichino, affermare che in Consiglio dei Ministri era entrata una norma poi depennata e 2 ministri, Madia e Poletti, smentirlo e assicurare che mai c'era stata una norma del genere. E infine il premier Renzi ammettere che sì, insomma, la norma c'era, ma poi era stata tolta in vista di un altro più coerente disegno di legge. Pochi giorni prima, quando il governo aveva per ora solo annunciato una già striminzita legge anticorruzione, in Consiglio dei Ministri era entrata, ma misteriosamente non era più uscita per mano di non si sa chi, una norma premiale per il primo tra corrotto e corruttore che spezzasse il vincolo di omertà e denunciasse il complice. E adesso, dopo 2 casi di norme desaparefide, eccone uno di legge orfana. 5 parole che, nell'attuazione della delega sui reati fiscali, alla vigilia di Natale, paracadutano una inedita clausola di non punibilità che per una serie di rimbalzi procedurali avrebbe di sponda l'effetto finale di dare a Berlusconi la chance di chiedere la revoca della condanna definitiva per frode fiscale sui diritti televisivi Mediaset e così tornare alla politica sinora preclusagli da quella legge Severino che come presupposto ha appunto l'esistenza di una condanna definitiva. Cioè, se questa roba qui, fatta il 24 dicembre, scattasse, Berlusconi potrebbe chiedere la revoca della condanna. Non c'è più la revoca della condanna, non c'è più la legge Severino, per cui lui ritorna perfettamente agibile dal punto di vista, fungibile, come direbbe lui, dal punto di vista politico. Cioè ritorna pulito e immacolato e può far politica.
pienamente. Ora Renzi, che in conferenza stampa aveva magnificato il decreto legislativo sorvolando su questa norma, nel più classico degli schemi lideristici annuncia, quasi parlasse di un meteorite piovuto da chissà quale galassia, che lo fermerà e lo farà riesaminare in un nuovo Consiglio dei Ministri. Sarà interessante vedere come, giacché il dichiarato intento governativo, quello di avere un fisco amichevole, che non usa più il bastone penale su chi tutte le tasse non le paga, non perché non voglia evaderle, ma perché non ce la fa per la crisi. Sarà interessante dunque vedere come adesso il Consiglio dei Ministri opererà, perché l'intento del governo, quello di un fisco appunto più amico, pareva già ampiamente e anche troppo soddisfatto dalle modifiche che nelle singole fattispecie di reati fiscali rendono non più punibili la dichiarazione infedele fino a 150.000 euro, la omessa dichiarazione fino a 50.000 euro, la dichiarazione fraudolenta mediante artifici fino a 30.000 euro di imposta evasa e 1,5 milioni di imponibile sottratto al fisco, o 5% di elementi attivi indicati. E ancora la dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti fino a 1.000 euro all'anno. Tutto ciò è stato reso non punibile nelle singole fattispecie di reati finanziari. Ecco perché, scrive Luigi Ferrarella, ora non può finire soltanto col ritiro di questo articolo 19 bis, una clausola di non punibilità ibrida che per tutti i reati del decreto metteva al riparo chi evade in modica quantità, come la droga, stabilita in un per nulla modico 3% dell'imponibile dichiarato. Clausola che nel passato calza a pennello alla sentenza di Berlusconi e che per il futuro equivale, tra l'altro, anche ad autorizzare e quasi incentivare una media grande impresa, ad esempio da 50 milioni di imponibile, ad accantonare impunemente 1,5 milioni di fondi neri utilizzabili per alimentare poi tangenti. Delle due l'una, conclude Ferrarella, o Palazzo Chigi sapeva bene cosa stesse approvando, e allora non si capisce perché oggi Renzi faccia precipitosa marcia indietro, oppure non lo sapeva, e allora c'è da preoccuparsi. Come antidoto alla tossicità di questo procedere opaco nel fare le leggi, un governo che non lesina tweet fatui e proclama trasparenza online dovrebbe anche rendere pubblico quali ministri o burocrati o consulenti hanno scritto o interpolato o veicolato quell'articolo 19 bis. Quali motivazioni, magari serie, lo argomentavano, chi e dove e quando ha valutato i pro e i contro della norma, quali posizioni hanno assunto sul punto i ministri di economia, giustizia, rapporti col Parlamento e la Presidenza del Consiglio. Perché si può fare tutto, anche depenalizzare questo o quel reato, magari con benefici per questo o quel soggetto, ma alla luce del sole, con trasparenza dei percorsi e consapevolezza dei risultati, scrive Ferrarella. Intanto Renzi difende la misura perché dice appunto noi volevamo fare il bene dei cittadini, non di Berlusconi, nessun inciuccio, però fermo tutto perché io non faccio leggi ad personam. Però allora era stata fatta o non è stata fatta? Perché giustamente chi ha osservato dice a un certo punto o lo sapeva che faceva un regalo anche a Berlusconi o non lo sapeva, comunque in ogni caso non è una bella cosa, no? Perché uno dice adesso fermo tutto, però l'hai approvato il 24 di dicembre, però adesso lo cambio perché è venuta fuori la storia. Non faccio leggi ad personam, comunque la rinviamo a dopo il voto per il Quirinale, cioè prima eleggiamo il Presidente della Repubblica insieme a quello là che sarebbe beneficiato dalla norma, il Silvio, e poi dopo rivediamo la norma pro Silvio, dopo l'elezione del Presidente della Repubblica. Ma roba da matti, roba de matti. Questo vorrebbero, i giornali in realtà forse vorrebbero farci riflettere in un altro modo, però viene spontaneo. Roba de matti. Il decreto tornerà alle Camere quando Berlusconi completerà il periodo di servizi sociali a Cesano Boscone, dice ancora il Presidente del Consiglio. Allora facciamo così, dice Renzi, adesso per uscire da questa gabola qua. O lo rinviamo a dopo il voto per il Presidente della Repubblica, perché fino al Presidente della Repubblica ci serve anche Berlusconi per votarlo, no? Dobbiamo metterci d'accordo sul Presidente della Repubblica. Quindi sta grana qui del provvedimento fiscale pro Berlusconi la risolviamo dopo le elezioni per il Presidente della Repubblica. Oppure quando Berlusconi ha finito il periodo di servizi sociali a Cesano Boscone. Dopodiché gli ridiamo la verginità completa. Beh, oppure no. Vediamo, insomma. Facciamo così. O dopo l'elezione del Presidente o dopo la fine dei servizi sociali di Berlusconi. Quando si dice a un paese serio, dateci la Merkel. Dateci la Merkel.
verrebbe da dire, dice il popolo, sempre bue peraltro, se si immagina non si sa quale scambio, non c'è problema, blocchiamo la norma, però la blocchiamo fino a eleggere il presidente oppure fino a che Berlusconi finisce di fare i servizi sociali. Questa è l'arte di governo, altro che Machiavelli e tutte quelle robacce che hanno tenuto banco fino al Novecento. Gli statisti del Novecento, roba obsoleta, antiquata, sorpassata, sormontata. Questa è l'arte di governo del terzo millennio. Mentre sul dietro le quinte il Corriere della Sera ci fa sapere che è stata l'Agenzia delle Entrate a essere contraria su questo tipo di sconto per chi evade soltanto il 3% rispetto all'imponibile. Non va bene, dice l'Agenzia delle Entrate. Con gli uffici del direttore Rossella Orlandi c'è una collaborazione sulle norme, ma nessuno sapeva di questo nuovo articolo. E chi ce l'ha infilato l'articolo? Rimpallo tra Palazzo Chigi e Ministero del Tesoro. Poi, dopodiché, Renzi si assume la responsabilità, scrive il Corriere della Sera, su come è nata questa misura. 120 miliardi di euro è il mancato gettito stimato ogni anno per evasione fiscale contributiva, uno dei livelli più alti d'Europa, ricorda il Corriere della Sera. 15 miliardi di euro è la cifra che si propone di incassare quest'anno 2015 l'Agenzia delle Entrate dalla lotta all'evasione. Nel 2013 recuperati 13,1 miliardi di euro. Con tutta la tecnologia che trovi (422). Bene, torniamo allora al primo piano del Corriere della Sera con... Non sentivo più. Chiedo scusa, piccolo problema tecnico risolto al volo. Dicevamo, torniamo al primo piano del Corriere della Sera con questa storia della norma sotto accusa e bla bla bla. Tra le novità introdotte dal Consiglio dei Ministri di Natale sul fisco c'è appunto l'innalzamento delle soglie per far scattare le sanzioni penali per i reati fiscali. L'imposta evasa deve superare i 150.000 euro e non più i 50.000. Qui non siamo nel campo del discorso di Berlusconi, ma negli altri contenuti del famoso decreto con oggetto il fisco del 24 dicembre scorso. Si innalzano le soglie per far scattare le sanzioni penali per i reati fiscali. Per far scattare il penale bisogna evadere un'imposta superiore a 150.000 euro e non più 50.000. Il decreto regola poi l'abuso del diritto in campo fiscale. L'abuso di diritto si configura quando le imprese, con la loro strategia, realizzano un vantaggio fiscale indebito senza che però le operazioni che lo determinano abbiano una vera e propria sostanza economica e purché il vantaggio sia effetto diretto di questa operazione. L'onere della prova sarà poi a carico del fisco, mentre il contribuente potrà sempre dimostrare che le sue scelte derivano da ragioni extrafiscali, cioè non marginali ragioni, dice il decreto, inerenti anche alla gestione o organizzazione della società in questione. Sulla questione invece del salva Berlusconi, torniamo perché il Corriere della Sera ci presenta i protagonisti della vicenda, il ministro dell'economia Padoan, il sottosegretario all'economia Zanetti, il sottosegretario, anzi viceministro all'economia Casero, e infine la direttrice del Dipartimento Affari Giuridici della Presidenza del Consiglio, cioè l'ex capa dei Vigili di Firenze, la vellinese Antonella Manzione, 50 anni. Sono costoro che in sostanza potrebbero aver loro infilato la norma pro Berlusconi. Secondo l'ex ministro dell'economia ed ex PC PDS PD Vincenzo Visco,
all'economia, al ministero hanno comunque sbagliato, perché quella norma è senza senso e non è l'unica. Quel decreto lì depenalizza tutto, di tutto anzi, dice Visco, cioè il decreto in questione non fa solo un favore a Berlusconi, depenalizza una serie di cose. Si tratta di un provvedimento attuativo di una legge delega che ha l'obiettivo di riordinare il penale tributario, attenuando il tutto. Di certo l'aspettativa generale non era quella di arrivare a depenalizzare i reati tributari. Non credo che la gente pensi che chi commette tali reati contribuisca all'affollamento delle carceri, dice Vincenzo Visco, intervistato dal Corriere della Sera. Quindi la sostanza è che non c'è solo una norma pro Berlusconi. Il nuovo decreto introduce una generale depenalizzazione dei reati tributari, una depenalizzazione di tutto, cominciando dall'elusione, in contrasto col fatto che ci battiamo contro le multinazionali che operano in questo modo. Altro esempio, chi fa fatture false per 1.000 euro non è punibile, ma se una fattura è falsa, non c'è da mettere limiti, dice ancora l'ex ministro Visco al Corriere della Sera. Uno può fare una cartiera che produce fatture false per 100 o 1.000 contribuenti e non viene punito. È inquietante. Poi tutte le frodi colpite negli ultimi anni, nelle quali sono stati usati strumenti derivati dalle banche d'affari, vengono depenalizzate e c'è la soglia di punibilità che passa da 50.000 a 150.000 euro. C'è l'innalzamento della soglia per far scattare le sanzioni penali per reati fiscali, cioè per avere una sanzione penale per reato fiscale adesso bisogna evadere 150.000 euro e non più 50.000. Questo vuol dire che l'evasore fino a 300-400.000 euro di materia imponibile non è punibile penalmente e forse è troppo. E poi, prosegue Visco, non è più reato l'imputazione di costi non inerenti all'attività di impresa, cioè, ad esempio, quando si portano in deduzione costi di consumi che sono del contribuente o dei suoi familiari. Non è più reato neanche l'omessa dichiarazione del sostituto d'impresa. Questa deve essere stata una dimenticanza, ma ci sono altre norme che possono comportare una perdita di gettito importante. Ad esempio, quella che elimina una norma che avevo introdotto io, dice l'ex ministro Visco, che raddoppiava i termini ordinari di accertamento nel caso in cui, durante l'attività di verifica, gli uffici avessero riscontrato la rilevanza penale di determinati comportamenti. Con la modifica gli anni da 8 passano a 4, impossibile agire. Sul comma che esclude la punibilità se l'importo delle imposte sui redditi e base non è superiore al 3% dell'imponibile, dico che è in contrasto con l'intero impianto della riforma che si basa sulle soglie. Non ha senso. Si tratta di un errore o il corpo normativo che emerge dalle modifiche ha una sua ragione? È un corpo normativo senza senso, risponde a questa domanda l'ex ministro Visco. Mi auguro che ci sia la possibilità di correggerlo perché la credibilità di un paese non si basa solo sulla rigidità della normativa del lavoro, ma anche su come combattiamo la mafia, la corruzione, l'evasione fiscale, il falso in bilancio. Tutto questo pesa molto sull'opinione pubblica ed è anche singolare che non si sappia come sono nate queste norme. Mi spiace che la responsabilità è del ministro del Tesoro, che ha portato in Consiglio dei Ministri un certo testo e poi ne è arrivato un altro. Oppure non si è accorto che il suo testo è stato manipolato, e questo è più grave, o lo ha accettato così come è uscito. In questo paese, conclude Vincenzo Visco, l'idea che non pagare le tasse sia un reato non viene digerita. Vogliamo assecondare questo andazzo? Le sanzioni amministrative ci sono, ma non quelle penali. Non è per essere forcaioli, ma si tratta di una scelta strategica per il nostro paese. Applaudiamo quando negli Stati Uniti si arresta per evasione e poi si può essere meno drastici, ma qualcosa bisogna pur fare, conclude l'ex ministro Visco. Berlusconi, per parte sua, fa sapere che lui non c'entra in questa storia. Qualcuno ha voluto mettere in crisi il patto con Renzi, dice Berlusconi, e non so neanche se io ne avrei tratto beneficio. 4 anni è la pena inflitta a Berlusconi in Cassazione per frode fiscale nel processo Mediaset, 3 coperti da indulto e 1 da scontare, come si sa, ai servizi sociali. A ottobre scorso, parlando dell'affidamento ai servizi sociali a Cesano Boscone, Berlusconi aveva detto che la scadenza dovrebbe essere anticipata al 15 febbraio per come ho condotto il servizio. 241 sono i giorni trascorsi da quando, il 9 maggio, Berlusconi ha iniziato a prestare servizio a Cesano Boscone. E vediamo adesso le altre questioni di primo piano del Corriere della Sera. Intanto c'è questa citazione dal
blog del sindaco di Napoli De Magistris, il quale dice che il 2015 sarà un anno di lotta e di liberazione. Parte da Napoli una nuova lotta di liberazione, dice De Magistris. E sempre dal Corriere della Sera però c'è anche da segnalare in primo piano la questione della Presidenza della Repubblica, il primo piano sul Quirinale, quello a cui fa riferimento Renzi. Prima votiamo per il Quirinale, poi vediamo la questione della grana pro Berlusconi o meno. La linea di Renzi per il Colle: evitare figuracce e troppe votazioni. Renzi è sicuro che il Parlamento deciderà in modo abbastanza rapido, scrive il Corriere della Sera, che su questo intervista Marco Follini, niente meno, presidente dell'Associazione Produttori Televisivi, in Parlamento dal 96 al 2013, già segretario di CCD e UDC e vicepresidente del Consiglio nel 2004 e 2005 con Berlusconi premier. Serve un arbitro per la Presidenza della Repubblica e Prodi è una figura troppo ingombrante, dice Marco Follini, intervistato dal Corriere della Sera. Per la pagina degli esteri invece del Corriere della Sera, Guido Olimpio è autore dell'articolo dedicato all'ostaggio britannico John Cantley, che è diventato un testimonial dello Stato islamico, dell'ISIS. Lo avrete visto in TV ieri. Reportage di Cantley dalle strade di Mosul. Sembra convinto del nuovo ruolo, ma forse cerca solo di salvarsi la vita, scrive Guido Olimpio a proposito del sequestrato britannico John Cantley, che era comparso anche col camicione arancione, che era anche quello indossato da altri decapitati. Cantley non è stato decapitato, è stato usato come testimonial, propagandista dello Stato islamico. Nel video sbeffeggia anche uno dei droni americani. Sono qui, siete venuti a salvarmi di nuovo, siete inutili, dice. Per lo Stato islamico la vita di una persona non vale nulla, chiunque è sacrificabile, e lo si vede da come gioca con John Cantley, il giornalista britannico da oltre 2 anni ostaggio dello Stato islamico e ora trasformato in 1000 ruoli da un regista attento. Il prigioniero, ma quanto lo è ancora, si domanda Olimpio, è apparso in un altro video, l'8º della serie. Niente lezioni, anche se il tema è lo stesso, sbugiardare gli occidentali che racconterebbero falsità sul califfato islamico, in particolare sulla vita a Mosul, la capitale dello Stato islamico. Per questo Cantley, 43 anni, ha svolto il suo mestiere di reporter con un reportage sulla città di Mosul, un filmato ben costruito, lungo 8 minuti, ricco di situazioni e immagini. Colpisce il coinvolgimento dell'ostaggio, tranquillo, sicuro, in buona salute e a tratti ironico. Si fa riprendere mentre sbeffeggia un drone che vola ad alta quota, allude alle fallite incursioni che gli alleati hanno lanciato per liberare gli occidentali. Certo, i propagandisti gli avranno dato una traccia di copione, però sembra che l'inglese ci metta del suo. C'è molta partecipazione quando racconta le meraviglie dello Stato islamico. Un ostaggio dunque che diventa testimonial. C'è poi da segnalare ancora sul Corriere di oggi l'articolo di Lorenzo Cremonesi, cartoline da Bengasi in Libia, scenario di rovine dove c'erano i palazzi. La città madre della primavera libica del 2011 è accerchiata e devastata dagli scontri tra le milizie. La guerra civile tra le forze lealiste di Gheddafi e i rivoltosi del Consiglio nazionale di transizione si concluse nell'ottobre 2011 con la caduta e poi l'uccisione di Gheddafi. Dall'agosto scorso, scrive il Corriere della Sera, la Libia è spaccata in due parlamenti e 2 governi, espressione di un fronte, tra virgolette, laico e di uno islamico che ha preso il controllo a Tripoli. Misurata, città di commercianti storicamente avversa a Gheddafi, si è alleata con le milizie islamiche. Misurata ha lanciato l'operazione Alba in risposta all'operazione Dignità avviata in primavera dal generale ribelle Haftar a Bengasi. La Libia insomma è un gran casino, testimonia per l'ennesima volta Lorenzo Cremonesi. E sempre dalla pagina degli esteri, la Germania che non cambia posizione, la Grecia deve rispettare tutti i patti, il governo tedesco nega di aver messo in conto l'uscita della Grecia dall'euro, come aveva anticipato il settimanale Der Spiegel. Non è così, la Germania mantiene la posizione che aveva prima. E sempre dal Corriere della Sera, andiamo rapidi, mai così tanti profughi dal dopoguerra, in Italia un aumento del 400%, sono i dati del rapporto dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, i dati shock del 2014. E di nuovo dal Corriere della Sera, ma torniamo alle cronache
domestiche, attentato al circolo del Partito Democratico del consigliere indagato per Mafia Capitale, l'esplosione devastante nella notte, danni ai negozi vicini. Mirko Coratti, esponente del PD di Roma, è stato presidente dell'Assemblea Capitolina ed è indagato nell'inchiesta su Mafia Capitale. Si è autosospeso dal partito. Nell'ufficio politico della Bufalotta erano stati organizzati i comitati elettorali per Bersani e Renzi e per le primarie di partito. È un presidio importante per il PD in un quadrante di Roma, fra Montesacro e Talenti, dove è forte la presenza della destra. Era la sezione di Mirko Coratti, che si è dimesso a dicembre dopo essere stato indagato in Mafia Capitale. Sabato notte il locale è saltato in aria dopo essere stato riempito di benzina. L'esplosione ha danneggiato i negozi accanto, le auto in sosta e le finestre dei palazzi. Sembrava una bomba. C'è stato anche odore di polvere pirica avvertito dagli inquilini, malgrado per il momento non siano emersi indizi che gli attentatori abbiano davvero utilizzato una bomba. Così il Corriere della Sera, mentre sulla terra dei fuochi un dossier del Ministero dell'Interno che dice che la camorra adesso punta alle bonifiche dei suoli che erano stati inquinati. Ed è polemica su Gigi D'Alessio che mangia mozzarella in diretta televisiva perché fa propaganda, è l'accusa. Il cantante si difende, sono in cerca della verità, prima di parlare ho chiesto notizie ai magistrati, non capisco il perché degli attacchi contro di me. Per i controlli su 3.200 campioni di prodotti agricoli, soltanto 2 sono risultati inquinati. Quindi la terra dei fuochi non esiste, in sostanza, dice l'articolo. Mentre il crollo sul viadotto in Sicilia è commentato oggi sul Corriere della Sera da Sergio Rizzo. Il crollo del viadotto dopo 10 giorni dall'inaugurazione in Sicilia, aperto alle auto il 23 dicembre, ed è oggetto appunto del commento di Sergio Rizzo questa vicenda, che vede coinvolta anche la CMC di Ravenna, che un viadotto costato 13 milioni duri 7 giorni dall'apertura perché cede un tratto di manto stradale non può essere considerato normale. Siamo però in Italia dove nessuna opera pubblica è realizzata in modo normale. Nessuna, forse un po' troppo, perché dipende anche dalle zone. Poi ci sono zone in cui a volte i mafiosi ti danno il loro cemento, che non è magari di ottima qualità, e tu lavori comunque con i mafiosi e utilizzi quel cemento lì che non è magari di ottima qualità, e poi magari il viadotto cade. Non sarà questo il caso, ma la CMC, la Cooperativa Rossa di Ravenna, qualcosa potrebbe dire, perché è una delle società capofila dell'operazione di costruzione di questo ponte che è crollato dopo 7 giorni dall'apertura. Oggi, scrive Sergio Rizzo sul Corriere della Sera, non abbiamo elementi per affermare cosa sia andato storto in questo caso e di chi sia la responsabilità, ma nessuno si stupirebbe se si venisse a scoprire che c'è stata qualche carenza tecnica, magari negli studi sul terreno, nel progetto o nelle procedure di gara. Anche le pietre sanno come vanno le cose negli appalti pubblici, i bandi sono fatti spesso male, talvolta anche i progetti sono carenti, con i progetti esecutivi che sono impercettibilmente più dettagliati dei definitivi, e gli esperti conoscono bene quanto sia importante questo fatto. Il motivo è semplice: se i bandi fossero scritti con le mani e non coi piedi e i progetti fossero perfetti, progetti esecutivi, non ci sarebbe bisogno di varianti in corso d'opera, né del contenzioso infinito che accompagna ogni opera pubblica, e neppure degli arbitrati, col risultato che i costi sarebbero più normali, l'esecuzione più rapida, il prodotto migliore. Il caso della linea C della metropolitana di Roma con le sue 45 varianti dice tutto. Come dice tutto il costo di 1 chilometro di autostrada o di ferrovia ad alta velocità, che in Italia è triplo rispetto a Francia e Spagna, per non parlare delle 395 opere mai finite, delle quali 150 in Sicilia. E non si può trascurare un altro aspetto: chi fa il collaudo di un lavoro pubblico spesso riceve quel compito per ragioni diverse dall'effettiva competenza, più legate alla retribuzione che l'incarico porta con sé. Incarico, peraltro, che non dà luogo all'assunzione di responsabilità, con la conseguenza che alla fine chi ha messo il bollino su un ponte, un viadotto, una strada, mai viene chiamato a rispondere, nonostante il lauto compenso. Queste cose le sappiamo da 20 anni. Nessuno ha mai voluto cambiare le regole. Ci sarà un motivo? Domanda Sergio Rizzo.
Mentre Dario Di Vico si occupa invece della sindaca che denuncia le minacce e la lite tra Partito Democratico e cooperative a San Lazzaro di Savena, Bologna. La sindaca è Isabella Conti, sindaca peraltro del PD, 32 anni. La renziana che amministra San Lazzaro vuole annullare un progetto edilizio invece sostenuto dalle famose cooperative, sempre rosse naturalmente, della zona. Il consorzio di privati e cooperative, 582 villette in un'area ex agricola, e la frase attribuita a un professionista di area PD che dice: se la sindaca si oppone a queste costruzioni potrebbe avere un incidente. E sempre dal Corriere della Sera andiamo rapidissimamente adesso, poi ci dedichiamo dopo magari con più calma alla lunga intervista a pagina 26, che però è molto interessante, l'intervista di Stefano Montefiori allo scrittore e filosofo francese Michel Onfray, a partire dal libro di Michel Houellebecq, il quale ha pubblicato il nuovo romanzo Sottomissione, che esce in Francia dopodomani per Flammarion, in Italia il 15 gennaio per Bonpiani. Michel Onfray, che parla del libro di Houellebecq, è nato nel 59 a Chambois in Francia, autore di oltre 50 libri di carattere filosofico, editi alcuni dei quali anche in Italia da Ponte alle Grazie. Ebbene, la civiltà dell'Europa è sfinita. Ha ragione Houellebecq, dice Onfray. È un continente morto l'Europa, oggi è in mano ai mercati e domani sarà forse in mano all'Islam. Il filosofo Onfray, che ha scritto un trattato di ateologia, giudica plausibile la tesi dello scrittore francese Houellebecq e paragona il romanzo dello scandalo alle grandi opere di Orwell, Bradbury e Huxley. È la fine di un'epoca. Lo scrittore Houellebecq è il ritrattista di questo basso impero europeo e il suo racconto è filosofico perché è molto credibile. Sottomissione è il romanzo di Houellebecq, mentre Éric Zemmour è l'autore di quell'altro libro che sta vendendo molto in Francia sul suicidio francese, e Stefano Montefiore ne aveva parlato già in abbondanza. Mentre brevemente torniamo anche alla cronaca lombarda milanese del Corriere della Sera per il titolo di prima pagina dedicato alla Croce Rossa, dove ci sono a Milano 200 disoccupati, fra virgolette, pagati per stare in ufficio, chiedono di lavorare. Le ambulanze ferme nei parcheggi, effetto paradossale della privatizzazione a metà della Croce Rossa. Il Comune di Milano sta studiando una convenzione. Ambulanze ferme nel garage della Croce Rossa e la spiegazione sta nelle pieghe della riforma dell'ente. 2 anni fa il governo ha deciso che dal 2014 la Croce Rossa dovesse essere privatizzata, ma il processo è avvenuto a metà. E poi ancora dal primo piano della cronaca lombarda, è il più grande appalto pubblico europeo, in gioco 450 milioni di euro e in passato già tentativi di corruzione, e così per la gara d'appalto della Città della Salute nasce un server blindato. Le offerte finiranno in questo server blindato con misure di massima sicurezza. In gara ci sono anche le imprese Maltauro e Mantovani per la Città della Salute a Sesto San Giovanni. Città della Salute prevede l'unione dell'Istituto dei Tumori e del Neurologico Besta. L'appalto è già finito al centro dello scandalo della cupola degli appalti e la Procura ha portato alla luce un sistema di appalti truccati in cambio di mazzette versate o promesse, agganci con la politica e via dicendo. Sono finiti in carcere Gian Stefano Frigerio, DC, e Primo Greganti, PC, e l'ex padre padrone di Infrastrutture Lombarde Antonio Rognoni. Adesso le nuove regole, il server blindato per il mega appalto da 450 milioni. Sulla questione del cortocircuito dei profughi e dell'accoglienza che non funziona su scala milanese e lombarda si sofferma invece Alessandra Coppola, sempre sul Corriere della Sera, in cronaca di Milano. 15 mesi di cosiddetta emergenza per il passaggio di profughi attraverso l'Italia fino a Milano e ancora sembra di raccogliere una cascata col bicchiere. Trabocca, scrive Coppola, e si perde in 1000 rivoli. La ragione è una: non esiste un vero coordinamento nazionale, un sistema unico per convogliare questa marea di uomini, donne e bambini in fuga dalla guerra siriana in un canale sicuro e sorvegliato attraverso il paese. È un problema che va verso Bruxelles, a sud lungo le coste invece del Mediterraneo, e andrebbe affrontato a scala più vasta. Ma poi c'è questo duplice brutale episodio di cronaca nera che monopolizza la cronaca milanese di oggi. In piazza Principessa Clotilde, una notte di violenza e di paura,
uno straniero è stato ucciso in una rissa. Polemiche sulla sicurezza perché la zona è ormai fuori controllo. L'omicidio è avvenuto davanti ad alcuni passanti. Era da poco passata la mezzanotte di ieri quando Taufik El Hamraoui, marocchino di 25 anni, e un connazionale di 38 sono venuti alle mani in piazza Principessa Clotilde. Il 39enne ha aggredito il più giovane con i cocci di una bottiglia. Quello più giovane è riuscito a divincolarsi, poi ha preso un bastone da un'aiuola e lo ha usato per colpire l'amico. E poi c'è stato l'altro episodio di cronaca in via Marsala, a poche centinaia di metri dal comando provinciale dei carabinieri di via Moscova a Milano. La questura di Fattebene Fratelli dista soltanto poco di più. Tutto ciò non ha fermato due rapinatori che sabato sera hanno derubato una coppia appena uscita dal ristorante, usando un fucile a canne mozze, arma puntata alla fronte della donna, prima di farsi consegnare la borsetta e fuggire. Un'arma insolita in una città dove gran parte delle rapine vengono messe a segno con un semplice taglierino o addirittura senza armi, ma un'arma che è già stata utilizzata nel recente passato da due rapinatori poi fuggiti in scooter durante due colpi, uno nella stessa zona di via Marsala. Tutto è successo sabato sera intorno alle 21:40. Carmelo, 58 anni, e la moglie Giuliana, 56, avevano appena terminato di cenare al ristorante di via Castelfidardo. La coppia è uscita in strada e si è incamminata in via Marsala. Qui marito e moglie sono stati raggiunti da uno scooter guidato da due giovani. Il mezzo li ha affiancati, un passeggero è sceso e ha estratto da sotto al giubbotto il fucile, un modello da caccia con le canne e il calcio tagliati, in modo da renderlo più trasportabile. Un'arma resa celebre da anni di letteratura e film sulla mafia. La donna, terrorizzata, ha consegnato la borsetta. Poi il rapinatore, che le ha puntato il fucile alla fronte, ha preteso che venissero consegnati anche gli orecchini, valore 1.500 euro. Altri 2.000 euro in contanti erano contenuti nella borsa. La donna è finita a terra, ma ha poi rifiutato le cure dei soccorritori del 118. Lasciamo con ciò la cronaca milanese del Corriere e torniamo brevemente all'intervista che abbiamo citato prima al vicepresidente del Consiglio regionale leghista Cecchetti, il quale prende le distanze dal convegno organizzato dalla Regione sulla famiglia naturale. Ha sbagliato la Regione a patrocinare questo convegno con alcune associazioni che considerano l'omosessualità una malattia? È la domanda che rivolge Repubblica al leghista Cecchetti. Non c'è bisogno di commento, risponde Cecchetti. Sono tesi anacronistiche e senza fondamento medico e scientifico considerare l'omosessualità una malattia. Tra gli organizzatori del convegno, però, patrocinato dalla Regione, c'è chi sostiene queste tesi. Personalmente, dice Cecchetti, non parteciperò a quel convegno, ma senza polemica. Per il resto sono polemiche inutili che fanno perdere tempo al dibattito sui diritti civili. In questo momento mi trovo in uno Stato americano che è avanti anni luce rispetto al nostro paese su questi temi, dice Cecchetti. Il dramma è che da noi si continua a litigare e non si trova una soluzione che deve essere improntata alla libertà di ogni individuo. Il resto sono balle. La Regione ha sbagliato a utilizzare il logo di Expo 2015 per questo convegno sull'omosessualità come malattia, la famiglia naturale? Onestamente non mi sembra il problema, dice Cecchetti. Non conosco l'iter dell'organizzazione del convegno, comunque è evidente che con i temi di Expo 2015 sia poco pertinente. Sempre poi in chiave di approfondimento minimo, perché ormai ci mancano pochissimi minuti, lasciamo alla prima pagina di Repubblica, laddove abbiamo detto Repubblica mette in prima, torniamo alla prima pagina di Repubblica, ma anche alle pagine interne, dove c'è il servizio di approfondimento sull'inchiesta di Vittorio Iacovella e Fabio Tonacci al telefono col trafficante dei profughi siriani, $6.000 e salirete sul prossimo cargo. Il primo approccio su Facebook, poi il contatto diretto, così i due cronisti di Repubblica ricostruiscono come funziona la rete criminale del trafficante di profughi. Assalamu alaikum, alaikum salam, di cosa hai bisogno? Dice il trafficante al telefono. Ho due cugini siriani, dicono i due giornalisti di Repubblica che lo interpellano. Sono in Turchia, vogliono venire in Italia. Potete far qualcosa per aiutarci? Risposta del trafficante. La settimana prossima c'è una partenza, se Allah vuole. Una nave di 120 metri parte da Merzin. Il posto costa $6.000 a persona. Quella prima costava meno, tra i 5.500 e i 5.700, perché era di 80 metri. Questa è 120 metri, allestita meglio, dice il trafficante.
Al telefono, scrive Repubblica, il trafficante di esseri umani che organizza le traversate sui mercantili lanciati contro le coste italiane senza equipaggio ha la voce gentile, premurosa, sa mentire e lo fa bene. Se ci fosse anche solo l'1% di possibilità di affondare, dice, non lo organizzerei. E invece, scrive Repubblica, la sorte di questi cargo riempiti di centinaia di profughi è affidata alla sorte. Dipende da quanto sarà tempestivo l'intervento di guardia costiera o marina militare, una volta abbandonati, con i motori bloccati a 10 nodi e il pilota automatico programmato per andare a sbattere contro gli scogli della Puglia e della Sicilia, cioè sono navi mercantili, cargo, che a un certo punto vengono abbandonate col pilota automatico inserito direzione Italia, Puglia o Sicilia. C'è un numero di telefono da fare se si vuole prenotare un posto nella stiva, numero che i profughi siriani o iracheni si passano di mano in mano. Sono fermi da mesi i profughi nei campi d'accoglienza in Turchia e da qui partono per l'Italia. È un cellulare turco, ma risponde una persona con accento siriano. Repubblica conosce quel numero. Con l'aiuto di un traduttore lo abbiamo chiamato, scrivono Iacovella e Tonacci. Ci siamo finti interessati a far salire 2 persone e un bambino di 5 anni sul prossimo cargo diretto in Italia. E a giudicare dalla prontezza con la quale il trafficante ha snocciolato prezzi e false rassicurazioni, deve ricevere decine di richieste al giorno, una specie di call center della disperazione, scrive Repubblica. Con ciò sono già incredibilmente arrivate le ore 9:30 e noi dobbiamo inopinatamente chiudere la rassegna stampa, anzi opinatissimamente chiudere la rassegna stampa. Buona mattina a tutti nel fantastico, meraviglioso, splendido, nuovo di Zecca 2015. Soffri di dolori alla schiena, alle articolazioni o alle ossa? Hai problemi di artrosi o artrite? BioLife Therapy è la soluzione che aspettavi. Chiama adesso il numero 039 9630 465 per una prova gratis e senza impegno a casa tua. Sei stanco di prendere antidolorifici e desideri vivere senza dolore? BioLife Therapy cambia la qualità. È un dispositivo